Ma credo che ci siamo. E allora parliamone. Oh, un logo qui, subito. Porca Chissà! Partire nessuno. Sicuro? Sono sicuro. Chissà! Allora. Molto bene. Benissimo. Non molto bene, proprio veramente benissimo. C'è una battuta di Frassica. Dice come stai? E lui fa... Ora bene. C'è stato un periodo in cui stavo benissimo. Genio. Nino Frassica. Allora, che partita importante. Ne dobbiamo parlare, mi darete voi degli spunti. Non voglio fare nessun tipo di sermone, nessun tipo di editoriale, niente. Me la godo insieme alla mia community. Un Napoli dominante, un Napoli che si mette là, deve fare 5-6 gol, onestamente. Però uno per tempo e si chiude la pratica. E mi divertirò moltissimo a leggere i vostri commenti nella reaction di domani. Perché ci sono degli spunti pazzeschi. E uno, ve lo anticipo, è quello che non mi ricordo nemmeno dove l'ho detto, se ne ho parlato solo nel gruppo Telegram. L'idea, visto che Kvara vuole lasciare, vuole mollare, ha deciso di mollare in corsa, Conte la può sfruttare così, cementando ancora di più il gruppo, coinvolgendoli ancora di più, e oggi mi ha dato una grande risposta facendo i cambi, insomma, 77esimo, però ne mette 3, poi mette anche gli altri 2 e questo è molto molto positivo. Ringrazio Roba Vecchia che è diventata... quanti ne siete? Veramente volevo ringraziare tutto il supporto del gruppo Telegram perché tra l'altro c'è il QR code se volete diventare dei membri. È un'oasi dove si parla, si discute, ovviamente si commenta la partita dal vivo. E visto che su internet è tutto molto violento, è un mio luogo sicuro, è un safe space dove ognuno può dire la propria. Ci sono un paio di personaggi senza pietà, però la stragrande maggioranza è gente che vuole parlare di calcio in maniera molto, molto tranquilla ed è C'è raro. della live in questo supporto. C'è della live in questo supporto. Fammi recuperare perché avevo letto altre cose. Un abbraccio a tutti nel frattempo, grazie per i like alcuni preventivi, alcuni che arrivano adesso. Molto bene. E leggo, aspetta, fammi recuperare. Prima di tutto c'era Falanga, c'era il Bontore, Anghissà stasera in modalità Star Hunter, cacciatore di stelle, ma poi ha piegato il torso e ha trovato la porta. Ah sì, cacciatore di stelle. Sì. Che è successo? No, stanno succedendo cose. Ah, ecco, c'è questo errore. Lo posso sistemare. Vedete perché? Che è questo mirino? Il mirino che è servito ad Anghissà, ma anche questo si può sistemare e l'abbiamo sistemato. Ragazzi, è difficile fare le live come si deve. Bene, Rachmani e JJ, avanti così. Rachmani stratosferico, Juan Jesus pulitissimo, ha fatto una sbavatura e poi ci ha messo lui la pezza. C'è della live in questo supporto. Adesso vi leggo tutto. Che bello, i 25.000, hai ragione. Adesso vi leggo tutti. Sì, su Anghissà il partitone che ha fatto. Anghissà ha giocato meglio anche di McTominay per me. Al di là del gol, perché poi il gol fa il paio con quel gol che si è mangiato. C'è della live in questo supporto. C'è della live in questo supporto. Adesso vi leggo tutti. Quando siete bene.
Ti spiace? Bravo. La classifica Guido, mamma mia, non vedo l'ora. Non vedo l'ora di ascoltarla, la classifica Guido, che darà molta soddisfazione. È un argomento che abbiamo introdotto qua e che non se ne parla da nessuna parte. Chissà, la riflessione è che Daniele gli ha cambiato proprio la carriera, chissà non segnava. Adesso per dedicare ogni gol a Daniele, chissà segna e dedica il gol a Daniele, gli dedichiamo tutto. Allora fatemi recuperare, scusate, a tutti gli iscritti, a tutti quelli che vogliono diventare membri del canale, scrivete, ricordate di scrivermi sempre in privato, così io so e vi posso aggiungere. Il mirino, lo so, il cecchino che ti... Ho aggiustato. Siamo forti, ora la società si deve muovere bene, questo è uno sliding doors importante anche e soprattutto per il futuro. E vi anticipo, non voglio farlo, ma so su cosa si focalizzerà Guido. Perché non lo fa adesso, lo ha fatto parecchio tempo fa e non è stato ascoltato. Adesso lo ripetiamo e vediamo di evitare di ripetere, di ricommettere sempre gli stessi errori. Allora, fatemi finire tutte le cose. Esatto, il regalo perfetto per i 25.000. C'è della live in Non questo so supporto. come ringraziarvi, perché è un traguardo incredibile, una roba incredibile, impensabile. E oltre ai 25.000 che sono iscritti, io so che c'ho pure una fetta di non iscritti, circa il 40%, quindi il potenziale è ancora più alto, che o non si iscrive per pigrizia o guarda e non ha un account YouTube. Tu puoi guardare i video senza avere un account YouTube, quindi non ti puoi iscrivere. O qualcuno che guarda magari di altre squadre, o qualcuno che guarda e non è d'accordo e quindi non si iscrive per non supportare. È tutto bellissimo. Quindi grazie. Arriveremo alla classifica Guido, caro Marco, perché è un +3 importantissimo ed è importante la classifica Guido anche delle altre squadre, di squadre che contro le loro avversarie avevano vinto e poi hanno pareggiato, quindi C'è della live in questo supporto. Non mi fate finire ed è giusto che sia così. Oriali non è bello, è bellissimo. A un certo punto lo hanno inquadrato e sono impazzito a guardare. Bellissimo Orialissimo. Allora, ringrazio anche Nicola Far. Grazie Daniele per aver dato nuova forza al team. Sì, questo è un tema perché i ragazzi l'hanno detto tutti nelle loro storie su Instagram, che pensavano di dare loro forza a Daniele, in realtà hanno ricevuto da Daniele una sensazione di coraggio, di come affrontare le difficoltà, e vuoi vedere che queste cose poi si allineano e magari ti fanno dare qualcosina in più e magari possiamo esultare con uno in meno, ma che in realtà è uno in più che continuerà a seguire da dove deve seguire. E sono belle, sono brutte storie che possono diventare belle in senso di romanticismo. Mi fa piacere. Allora, sono tantissimi messaggi. Allora, fatemi leggere. Eccolo qua, Alessandro, che non poteva mancare. Qualcuno lo ha detto o non lo ha detto? Hashtag 90 punti. E mica male, caro Ale, perché proprio la classifica Guido ci parla di questo. Visto che ne abbiamo fatti 44 gatti, senza vincere col Verona, adesso in potenziale, se tu fai lo stesso girone che hai fatto nell'andata con la vittoria col Verona, a 44 ne devi aggiungere 47. Però lo sappiamo che è un po' prematuro fare questi discorsi, ma va bene così. Videogame controller hobbles along unhappily with a broken arm. Lara, il controller hobbles, non lo so che significa hobbles along, non contento con una mano rotta, con un braccio rotto, non ho capito. Lara, fammi sapere che cosa
Di cosa ne dobbiamo parlare? Chiaretta Alfredo, Fermi tutti, per la cena, c'è del per supporto. l'affetto, per tutta la vostra carissima disposizione. disposizione. Joseph Virgilio, le statistiche di Lopo sono assurde, forza Napoli sempre. Grazie mille Joseph, pazzesco, mi sentirete in reaction come reagisco a tutti gli interventi di Lopo. Volevo leggere questo messaggio perché mentre scorrevo l'ho letto 55.000 volte. Raccolgo la tua opinione, ne parleremo ovviamente durante la live. Vorrei dare priorità alla partita, che è un po' più fresca e dovrebbe interessarci di più che andare ad attaccare Kvara. Prendiamoci lo sfizio, se siamo veramente tifosi del Napoli, di andare a cercare le cose positive di questa situazione brutta di Kvara, che non piace, che ha deluso tutti e che alcuni che ci sono rimasti anche peggio di me ovviamente reagiscono così pure per delusione, per grandissima, perché proprio la ragazza che ti lascia o il ragazzo che ti lascia e tu non lo accetti perché magari non te lo aspettavi. Ecco, l'aspettarselo rende un pochino meno amaro, perché non cade dal pero questa situazione. E quando io sono 2 anni che dico rinnova Kvara, non è arrivato. Poi l'hanno fatto l'offerta, lui ha rifiutato. Questo lo abbiamo approfondito. Però io mi concentrerei su quelli che lo devono sostituire, e se riusciamo a fare gruppo al punto da trovare anche nuove energie nella situazione, come a dire: ma che fai, te ne vai? Ci lasci? Vuoi vedere che vinciamo un altro scudetto? Potrebbe succedere questo, e a quel punto siamo tutti più contenti. Allora, scorro perché siamo troppa roba. Ok, Conte in diretta. Delusione non nei confronti di Kvara, deluso di me stesso. Questo pure è un altro tema, perché lui era convinto di avere una forza sul ragazzo che gli potesse far cambiare idea, e quindi questo ha, tra virgolette, ha ridimensionato anche un pochino Conte, perché quando Conte dice questi non si muovono, è inutile che fanno, si siedono accanto a me, poi si rende conto che avere questo atteggiamento ad oltranza potrebbe non essere positivo, potrebbe portarti una situazione nello spogliatoio non serena. Ha già cagnato pure su cosa, perché non può essere più Kvara che dà il bacio. Si saluta e si va avanti. A questo punto possiamo rimettere Mertens, ma io mettesse solamente a Maradona, onestamente, perché poi ne teniamo uno che resta immortale nelle nostre menti, e andiamo avanti così. 25.000 auguri bellini, martedì pazzesco, grazie Emanuele. Per lo scudetto tifo Napoli, Benedetta credo tifosa del Milan, mi fa piacere, ci prendiamo una simpatizzante in più, ovviamente si capisce, no? Visto che anche l'Atalanta è scivolata, l'Inter in qualche modo no, e ovviamente adesso si parla di Inter-Napoli, è evidente che si farà così, e quindi una tifosa del Milan può far piacere, che abbia più piacere che vinca il Napoli rispetto all'Inter. Compito a casa per l'analisi tattica. Il signor Fluido ci mostri la hitmap di Di Lorenzo oggi, che aveva Politano davanti. PS, ma quanto corre il sollevatore di autocarri? Corre da morire. Valentina si riferisce a Neres. Signori, Neres mi ha dato delle vibes da Pocio incredibili oggi, e ricordo che mi era stato già detto sta Di Lorenzo, almeno per i membri c'è Di Lorenzo che almeno è rimasto, anche lui voleva andare via, però se ci riferiamo a Neres, corre da morire, e oggi credo che qualcuno me ne aveva detto, intravedo Lavezzi eccetera eccetera, ricordo che Montervino si era offeso tantissimo, non fate paragoni Neres-Lavezzi. Io ne parlo proprio a livello estetico, nel senso il modo in cui dinoccolato, il modo in C'è cui della live in questo supporto. il modo in cui aspetta il pallone e come poi a testa bassa si mette lì a puntare l'avversario. Oggi mi ha dato
delle vibes da Lavezzi pazzesche e me le dà molto di più quando sta col piede suo, cioè a sinistra col piede suo, quindi non a piede invertito. Perché? Perché Lavezzi quando si trovava a destra e si metteva là e poteva mettere dei cross, me lo ricorda tantissimo, proprio il Pocio triste, perché Pocio era un po' più sorridente nelle sue cose, Neres si porta triste, ma poi non è triste, è proprio un suo atteggiamento fisico, me lo ha ricordato tantissimo, il Pocio triste, fortissimo Neres, è veramente grande soddisfazione. Su Di Lorenzo non ne parliamo proprio, la cosa interessante è che è vedere la differenza tra Spinazzola e Olivera, perché Spinazzola non va a fare quello che Olivera stava C'è facendo della live in questo supporto. nella... Come siete generosi oggi? Per favore cambiamo i cori. Spinazzola non fa quel lavoro che fa Di Lorenzo dall'altra parte e che lo stava facendo Olivera. Però Spinazzola è molto interessante perché è lui a piede invertito con Neres a piede normale davanti, quindi si creano delle sovrapposizioni interne interessanti, a volte Neres va al centro e Spinazzola si trova nell'uno contro uno, insomma Faraoni se ne è uscito con un bel mal di testa. Spinazzola secondo me grande partita, e fatemi recuperare perché c'era Daniele che dovevo ringraziare. Grazie Daniele, vittoria fondamentale, Conte è un grande tecnico, sì, non c'è alcun dubbio, e adesso si vedrà specialmente in questa gestione di una situazione difficile, la conferenza che doveva fare, non si è tirato indietro, non si sono inventate cose, non facciamo la conferenza, non hanno bloccato la domanda, deve esserci solo la domanda sul vero. Conte sa che queste cose vanno affrontate, altrimenti è peggio. E secondo me l'ha affrontata bene, anche in prospettiva e in previsione di una situazione scabrosissima dove eventualmente può anche essere che il PSG, forte della volontà del ragazzo, possa giocare al ribasso e il Napoli può decidere no, me ne devi dare 80 altrimenti non te lo do, preferisco perderlo a 0, preferisco C'è della live in metterlo questo tribuna. supporto. Adesso ci arriviamo anche Claudio. Quindi Conte ha fatto non bene benissimo, perché dice io questo è C'è capace della che mi live in rimane, questo supporto. e se lo devo utilizzare non posso essere il suo nemico. È un Conte che dice no, devi rimanere qua, non me ne frega, c'ha il contratto, un atteggiamento che spesso la società ha avuto. Conte no. Basso che funziona. Conte no. Conte dice io non posso mettermi a diventare il nemico del ragazzo, perché se poi il ragazzo rimane io devo averlo a mia disposizione e può essere una forza che ti ritrovi utile. Quindi molto importante secondo me quello che ha fatto Conte, speriamo che paghi sulla lunga. Ringrazio anche Mario, ottimo Lukaku, per favore cambiamo i cori, che noia. Do uno spunto che avrei voluto dare nell'analisi tattica, ma ve lo anticipo perché voi siete i fedelissimi della live e quelli che guardano la live dopo, perché può capitare. Lasciate il like e beccatevi questo spunto. C'è stato un momento in cui c'è stato un passaggio che non è arrivato a Lukaku e che Lukaku voleva. Vi ricordate che io vi dissi Lukaku è molto lamentoso, vuole sempre il pallone, eccetera, eccetera. Nel Napoli io non l'ho visto protestare con i compagni più di tanto. E sapete perché? Secondo me, posso anche sbagliarmi, secondo me perché non si sentiva al 100% della sua forma. Cioè lui sa di poter dare di più, sa di poter vincere più duelli, e se lui si sente dentro di sé, dice oggi non è la partita mia, protesta di meno, perché dentro di sé dice, non sente di dire dammela, perché magari gliela danno e la perde. Oggi l'ho visto protestare un po' di più coi compagni, il che significa, secondo me, che Lukaku sente il suo stato di forma crescere e si sente più efficace nel duello, e oggi lo abbiamo visto molte volte. La sponda gli è riuscita benissimo, gli arriva la palla alla Sotella, la Nutella, mantiene l'avversario alle spalle e la smista, quindi secondo me bene, molto bene Lukaku. E ringrazio anche, perché se siete tantissimi non devo perdermene uno perché il vostro supporto è infinito,
un abbraccio, Polli, Ciro, Ren, Billing, adesso parleremo anche di Billing. Perdiamo un campione, è vero, ma abbiamo un fuoriclasse, Antonio Conte, sposta tutti gli equilibri. Io ho il nuovo idolo, no alibi. Claudia, vorrei abbracciarti e consigliarti di... Ah, poi, è una cosa che consiglio anche a me e fallisco sempre. Non facciamoci gli idoli, non facciamo le tazze, non facciamo... ogni anno ho una tazza. Perché poi belle e buone se ne vanno e in qualche modo magari e poi ci rimaniamo male 2 volte. Lo so, è impossibile perché tu come me evidentemente sei una romantica e hai tutto il diritto di affezionarti, di avere perché sennò che ce lo guardiamo a fare questo calcio? Se non possiamo avere degli idoli, se non possiamo essere tristi quando un calciatore che ci piace e che ci ha dato delle emozioni ci lascia. Idem per quanto riguarda gli allenatori. Il caso Sarri, io sono stato male. Sono stato molto male. Accettai la situazione del Chelsea, ma non accettai quando andò alla Juve. E quindi diventò il mio primo nemico. Quindi proverei a consigliarti di apprezzare Conte e di non farlo idolo, perché un domani si spostano gli equilibri in un'altra parte e ci lascia e speriamo di non lasciarci male. Però lo sapete come può funzionare, quindi io direi godiamoci il momento, godiamoci il percorso e ringrazio anche Diego che tra l'altro auguri, quindi vittoria che festeggia i 25.000, festeggia anche vari compleanni, forza Napoli, le prossime 3 ci diranno chi siamo, e perché c'è l'Atalanta, c'è la Juventus, ovviamente sì, però sono anche partite dove tu per la classifica Guido puoi guadagnare delle cose, perché con l'Atalanta ci hai perso e quindi già un pareggio è migliorativo, con la Juve ci hai pareggiato, la Juve pareggia sempre, questo è un altro discorso che affronteremo e credo di aver ringraziato tutti i supportatori. Scorro, avvicina il microfono, sì. Raff, non urla, stai urlando forse più tu che io. Penso che ci siamo, mi faccio un po' più vicino perché non vorrei che cadesse. Se cade poi il microfono... Ok, facciamo che mi faccio un po' più vicino. Perdonatemi. Lukaku è indisponente. No, ma io questo l'ho spiegato, questa situazione, Marta, che alle volte dà fastidio perché lui si deve sentire centrale anche nella manovra, oltre che in un progetto, e quindi quando non gliela danno lui fa sempre quel gesto, sto qua, perché non me la dai qua? Però l'ha fatto un po' di meno con il Napoli rispetto a quello che ricordo con l'Inter nelle altre stagioni, quindi io credo che lui si senta leader, ovviamente, però è un gruppo variegato e serviva una leadership del genere, alle volte serve anche quello che fa la cazziata, che è quello che secondo me è una delle cose che è mancato l'anno scorso. C'è stato un momento, non lo dico, questo ve lo faccio vedere nell'analisi tattica, se no si prendono tutte le idee. Le tazze di Meret e JJ, tanto rimarranno a vita. Bravo Bastececi, alla fine la tazza di qua Jesus dovrebbe rimanere. Meret sì, alla fine si fanno sempre questi rinnovi di anno in anno, vediamo come va a finire, perché anche qua non è chiaro come è andata a finire. Però hai dato Caprile, quindi o non ti è piaciuto Caprile, che poi va al Cagliari, fa una grande prestazione. Welcome to the community. Welcome to the community. Benvenuto, Giorgio. Ecco qua. Quindi vediamo. Welcome to the community. Siete tantissimi. Vi abbraccio veramente tanto. Vi abbraccio veramente tantissimo. Ci sono anche i vocali che devo andare a riprendere. Navaco, hai visto la partitone di Caprile? Il Napoli forse non ci ha creduto. Se hanno il diritto di riscatto, mi pare intorno agli 8 milioni. Il Napoli deve ragionare di nuovo sulla situazione del secondo portiere perché ti tieni scuffetto. Può essere una soluzione, magari non ha voglia di essere un primo portiere per sempre. Anche a Cagliari non era sicuro del posto e quindi magari Cagliari per Napoli fa secondo per secondo, anche se stava giocando ultimamente. Però il Napoli non ci ha creduto in Caprile, quindi vediamo che cosa succede. Sì, Juan Jesus è una bella soddisfazione, perché la paura, buongiorno, eccetera, eccetera, è così, quindi molto molto bene.
stasera, posso dirlo, stasera McTominay mi ha fatto incazzare. Caro Edoardo, l'ho detto in reaction, lo sentirai domani, quello forse mi dispiace dire il peggiore, perché poi abbiamo fatto tutti una buona partita, però quello al centrocampo meno performante è stato McTominay, e nel secondo tempo è un pochino calato questa volta, e ci sta il cambio con Raspadori, anche perché Conte deve provare Raspadori in quel ruolo il più possibile. Poi vedremo come si inserisce Billing, perché è chiaro che, ragazzi, viene preso perché se arriva il raffreddore, ma quelli sono i centrocampisti e non si toccano, questo mi sembra evidente. Però sì, anche lui si mangia un gol, è più clamoroso quello di Anghissà, però anche lui, uno con la sua qualità, quel gol lo deve fare. E nel secondo tempo è un pochino calato, forse anche lui deve tirare un pochino il fiato, perché poi da quando è arrivato non ne ha saltata una. Ma sto Napoli sta diventando sempre più un instant team. Boh, ad oggi non saprei su chi vorrei centrale nel progetto Napoli. Enac, vedi, quando arrivano le notizie di mercato che ti parlano di Danilo e ti parlano di Chiesa, sono con te, la paura è quella, nel senso che pigliamo tutti i giocatori in là con gli anni, e il Napoli è già la seconda, credo insieme all'Inter, la seconda squadra più vecchia del campionato. Me le ero segnate, non so dove stanno, perché era una statistica interessante, non solo nella rosa, perché tu poi nella rosa li puoi avere, vedi? Me l'ho segnato, il Napoli è la seconda, l'Inter è la prima, poi c'è l'Atalanta, però nella rosa, ad esempio, l'Atalanta ha dei giocatori giovani che abbassano. Io guardo i titolari, la media dei titolari, o diciamo i più titolarissimi, e lì vedi che il Napoli è così. Se poi il Napoli riesce a piazzare un colpo come Garnacio, allora io comincio a intravedere l'idea Casadei, era ottima. Svecchi, prendi dei giocatori che ti possono esplodere in casa, boom, Nathan che esplode, e ringiovanisci la situazione, perché non puoi pensare di andare a lungo con questa cosa che aumenta un anno e non va bene. Gli esperti ti servono, non puoi avere una squadra giovanissima, perché poi vedete la Juve troppo giovane, il Milan, serve un misto di tutte e due le cose, altrimenti diventa difficile. 450 like, siamo oltre i 900, quindi è una vergogna. Di conseguenza io mi sposto ad ascoltare i vocali, perché è una vergogna assoluta. Davide. Buonasera Valerio, buonasera a tutti gli amici bellini del canale. Una considerazione, una bellissima partita, quella giocata oggi. Ottimo Neres, se Sì. Neres giocasse almeno il 70% delle restanti partite con questa condizione, in questo modo, sicuramente farebbe rimpiangere molto, molto meno Certo. la partenza di Kvicia, una situazione che sicuramente andava gestita meglio, un giocatore che viene preso per 1.100.000, 1.200.000 di ingaggio, dopo le magie fatte nel primo anno, che poi è stato l'anno dello scudetto. Se tu gli facevi subito un rinnovo a 3 milioni È chiaro. con un anno in più di contratto, sicuramente le condizioni tra lui e la società si sarebbero messe in maniera diversa. Una situazione che è stata gestita male dalla società, e forse in parte anche dal calciatore e dal suo entourage, anche se Chiaro. comprendo molto bene che dopo tre stagioni guadagnare praticamente anche meno di Juan Jesus, per fare un esempio, non è una cosa facilmente digeribile da parte del calciatore. Comunque, a prescindere, speriamo che questi soldi vengano investiti nella maniera migliore, perché questo Napoli, a prescindere da Kvaratskhelia, in questa stagione può dimostrare veramente di essere all'altezza e di continuare a fare bene a prescindere. Grazie Davide, preciso il tuo intervento, non mi sento di aggiungere niente. Della situazione Kvara ne abbiamo parlato, alla fine si potrà fare la lana caprina sui tempi in cui poi il Napoli si è mosso cercando di offrire. Prima ha offerto 4, poi ha offerto 6, se queste cose sono vere, perché poi noi non abbiamo visto nessuna PEC, e sappiamo che il Napoli molto spesso fa le PEC per cercare di rinnovare. Quando poi vuole il Napoli dà la PEC al giornale che la pubblica, vedi la situazione Mertens, ma sono talmente tante volte, sono talmente tanti gli esempi in cui il Napoli con i rinnovi ha fatto dei rinnovi che erano evitabili, che ti sono rimasti sul groppone, vedi un Mario Rui che hai rinnovato e poi non hai potuto più utilizzare, e altri rinnovi importanti secondo me li dovevi fare con una tempistica diversa. Più che la tempistica, ricordiamo le uscite pubbliche che fa De Laurentiis a ogni piè sospinto. Poi se dopo queste uscite pubbliche, dove lui dice non mi dovete rompere le balle, quello c'ha il contratto e si rispetta il contratto,
è un atteggiamento antipatico che può creare nel ragazzo la situazione a dire: ma veramente, cioè proprio io, Politano rinnovo, Raspadori rinnovo, tutti quanti rinnovo, proprio io niente. È brutto da sentirselo dire quando poi si muovono. L'ha detto anche Pedulla, non sono nemmeno parole mie. Ti sei mosso quando i buoi erano già usciti dalla stalla. Quindi andiamo avanti, cerchiamo di andare. Ma quando dico andiamo avanti, io mi riferisco non facciamolo più. Crescere è l'unica cosa che conta, nel senso, la prossima volta facciamoli per tempo i rinnovi e facciamo dei gesti. Consideriamo i calciatori nostri come asset anche per non trovare. Lasciate da parte il mio romanticismo, il sentirmi male per come l'hai trattato, ma per il tuo bene anche economico. Avere un giocatore che dichiara di volersene andare, si abbassa il valore, possono giocarti contro queste cose. Quindi deve essere più furbo il Napoli. Buonasera Valerio, buonasera amici Bellini, scusate per la voce un po' grattata, però il mal di gola si fa sentire. Comunque ottima partita, ottima vittoria, grande segnale all'ambiente dopo il casino di Kvara. Zambangissa fa un grandissimo gol, una grande applicazione da parte di tutti, Rachmani partitone. Vero. Buonasera Valerio. Ciao Buonasera Vincenzone. amici Bellini. Che posso dire? Vai 3 liscio. punti importanti. Molto. Anzi, prima di tutto voglio dare gli auguri a Valerio per il traguardo dei 25.000. Grazie. Ma poi volevo sapere una cosa. Tu dicesti, se non mi sbaglio, che a 25.000 ti ritiravi. Spero di no, perché ti vogliamo bene. Grazie. Grazie, forza Napoli. Grazie Vincenzo. Buonasera a tutti amici. Aspetta, arrivo, slumbo. Sblumbo. Non è che mi ritiro, avevo detto non chiederò più iscrivetevi al canale, dopo i 25.000, perché è talmente un traguardo pazzesco che a 25 mi posso pure fermare, sto bene banco. E poi facevo la considerazione che superati i 25, quando il numero aumenta, arrivano anche alcuni che non mi fanno troppo piacere come atteggiamento e come linguaggio, e diventa inevitabile. Qualche hater ci può stare, eccetera, eccetera, e va benissimo, fa parte del gioco, però ovviamente più aumentano, più si allargano gli orizzonti, più arrivano anche alcuni tipi di tifosi con cui io non vado troppo d'accordo e possono anche evitare certe cose, o meglio io posso evitare di leggerle, però non mollo, assolutamente non mollo. Allora, leggo anche qualche messaggio, non solo i vocali, perché voglio dare soddisfazione a tutti. Dite quello che vi pare, ma se un giocatore vuole abbandonare in un momento decisivo, primi in classifica solo per una barca di soldi rispetto a un pedalò di soldi, per me ha chiuso. E questo è un punto fondamentale. Mi fa piacere che lo dici, Luigi, così mi dai la possibilità di dirlo. Ripeto, io non credo che sia solo una questione di soldi. È chiaro che se tu passi da 1,2, 1,5, non lo so quanto è, 1, 1,2, 1,5, non l'abbiamo mai saputo, passi a 9, non è un passare, non è prendere 6 a Napoli e 6 là. Passi da 1,5 a 9, è una bella differenza. Ma io ripeto, secondo me arriva un momento in cui non è più una questione tu mi dai gli stessi soldi, ritengo io Kvara, se poi mi hai trattato anche come mi hai trattato, la mia avventura a Napoli la ritengo conclusa, perché non me la sento più di dare altro, e può essere, e dobbiamo pure accettarlo. Kvara arriva, vince uno scudetto, ma picco massimo, cresce, si fa vedere da tutti, grande Champions, eccetera, eccetera. Kvara resta, succede lo sfacelo così, ritengo, potete essere d'accordo o meno, che nella stagione dello sfacelo Kvara e Lobotka si sono mantenuti a livelli accettabili rispetto ad altri che sono stati disastrosi, vedi Rachmani, vedi Di Lorenzo, vedi tutti gli altri. Kvara era rimasto a livelli accettabili, inizia questa stagione perché è bloccato da Conte, ma dentro di sé sentiva io ho dato già tutto e forse più di quello che è non riesco a dare e posso anche voler cambiare aria, al di là di quelli che sono il cambiamento economico che va a fare. E magari Parigi per la famiglia può essere una situazione interessante, magari andare in una situazione dove se vuoi farti una passeggiata, ci sono atleti che preferiscono così.
Dici, ma quello non va al Real Madrid, non va a vincere la Champions. Vabbè, però non è una squadra scarsa il Paris Saint-Germain. Welcome to the community. Welcome to the community, Renato, che mi fa piacere, è bello che esce qua, così non mi riperdo nessuno. Quindi insisto, non credo sia solo una questione di soldi, ci sono anche una questione di opportunità oppure di stanchezza. Sono stanco della Serie A, sono stanco delle mazzate che mi danno, sono stanco che a queste mazzate non sono corrisposte un trattamento che pensavo di meritare. A Osimhen gli dai 10 milioni, a Politano gliene dai 3,5, a quella arriva Lukaku e gliene dai 6, arriva Billing e gliene dai 1, che è quello che io guadagno tutto l'anno, e a lui gliene dai per fare il panchinaro per 19 partite. Può essere anche che ti scatta una cosa e dici, sai che c'è di nuovo? Devo cambiare aria, io qui non mi sento apprezzato. Dovete considerarla questa possibilità. Poi la realtà non la sapremo mai perché questi firmano gli NDA. Da fragili mentalmente a dare una sicurezza assurda. Amir in versione Albiol, Anghissà è mancino di natura ma non lo sapeva neanche lui. Daniele dà forza, sono tutti bravi ragazzi, che bello. Che bello Ayub, e tra l'altro anche a te, benvenuto nel gruppo di Telegram, grande aggiunta perché sei uno di quelli che mi piace come analizza e come parla. Sì, quando mi dici di bravi ragazzi, stavamo guardando un pochino Garnacio che sembra un cattivone, un bad boy. Appena arriva Garnacio diventa bravo anche lui. Oggi pure l'abbiamo visto in una situazione dove Anghissà, proprio Anghissà, mi fa venire in mente quel fallo che lui subisce in aria, lui si alza subito, ma il contatto c'è. Se Anghissà fosse stato un po' più bad boy, se resti a terra e fai finta che ti sei fatto male, al VAR secondo me lo devono andare a rivedere, poi il contatto lo trovi. Quindi Anghissà grandissimo, proprio di grande fair play, si rialza subito e dice vabbè, poca roba. I bad boys. Vale, Conte ha detto che il Napoli non deve essere squadra di passaggio. Vale, lo so, Gico l'ha detto a inizio stagione, in sede di presentazione, ed è lì che De Laurentiis si spella le mani, perché è una situazione che in teoria è proprio quello che noi vorremmo, giocatori che aspirano ad arrivare al Napoli e stare al Napoli. Io però sono più possibilista, nel senso ci vado più prudente. Per arrivare a questa situazione, cioè di Napoli squadra di arrivo, servono le vittorie, serve che tu in Italia ti inserisci tra quelle tre, perlomeno, stabile la quarta. E allora tu dici, sai che ti dico, tra il nord e il sud, io preferisco il sud e me la faccio là, ma devi stare stabile tra quelle là e devi lottare per lo scudetto sempre. Ogni tanto devi prenderti una Coppa Italia, ogni tanto devi prenderti una Supercoppa. Se fai l'Europa League te la devi andare a giocare per vincere, se fai la Champions League devi andare più avanti possibile e là diventi una squadra di arrivo. Altrimenti Napoli è una bellissima realtà, perché lotta sempre comunque tra i vertici e fa delle belle cose a parte l'anno scorso. È una squadra che paga benvenuto Mario S, no, mesi e mesi di Telegram. È una squadra che paga, che non salta stipendi, dove non ci sono scandali di sorte, quindi è una squadra dove tu ci puoi andare, ti giochi una fetta della tua carriera e se hai delle opportunità perché esplodi, ed esplodi a Napoli, quindi fa piacere anche a noi, puoi anche pensare di andarti a fare un giro da qualche altra parte. Non dobbiamo offenderci se qualcuno può decidere che non finisce il mondo a Napoli. Lo so, è difficile da accettare, ma non ci dobbiamo offendere. Il problema è che per diventare squadra di arrivo devi crescere anche molto il campionato italiano. Questa è anche una considerazione interessante. Il campionato italiano a livello internazionale è visto come il campionato più tattico, però l'intensità che c'è nella Premier League ne parlano tutti. E quando devi andare a vendere i diritti, sappiamo che il campionato italiano ha meno appeal di una Premier e anche di una Liga. Sappiamo che la Liga salva il Barcellona perché senza il Barcellona non venderebbero niente. Allora lì c'hai il Barcellona, c'è il Real Madrid, in Premier League tutte le squadre così, e il Napoli si inserisce. Ogni tanto può essere più interessante di una Bundesliga, sicuramente più interessante di una Lega francese, però dovremmo crescere di livello
generale per avere più appeal anche a livello internazionale. Che cosa significa? Sì, è uno spunto importantissimo questo di Giuseppe. Significa che anche i giocatori, se tu giochi in Premier League, c'hai più sponsor che ti chiamano. Mettiamo da parte i diritti d'immagine, le cose che il Napoli vuole gestire da solo e poi ti ridai i soldi che però l'Adidas deve dare al Napoli. I giocatori firmano dei deal, degli endorsement personali, e se stanno in una situazione dove hanno più visibilità con le loro nazionali o nel campionato dove giocano, al di là delle coppe, fanno più soldi personali che vanno al di là di come va la squadra. Queste cose non sono da sottovalutare, e questo secondo me è il nodo per un giocatore come Garnacho, che è famosissimo. Allora, io continuo a chiedermi come sia possibile che con qualsiasi parte del corpo Lobotka riesca a controllare e pulire ogni pallone che tocca. Intelligenza calcistica di un livello stratosferico. Vero, una cosa pazzesca. Bellini, buonasera Valerio. Dirò solo una cosa sul caso Kvara, perché poi si vuole fare tutto il discorso che si vuole, meglio cederlo, colpa della società, colpa anche del giocatore, quello che si vuole, ognuno può dire quello che vuole. Io mi sento solo di dire grazie Kvara, grazie per il terzo scudetto, sono stati 2 anni e mezzo bellissimi, ti abbiamo coccolato, ti vorremmo sempre bene, andiamo avanti. Stasera 3 punti importantissimi, era importante concentrarsi solo sul campo. A Conte ha dimostrato ancora una volta che non gliene fotte proprio di quello che succede extracampo, lui vuole vincere, la squadra è concentrata così come già a Firenze, perché sicuramente già lo sapevano. Bellissima vittoria, dominata, nulla da dire sotto questo punto di vista. Zambo, allora sai calciare in porta, abbassi questo corpo. Bene, se Zambo inizia a calciare da fuori in questo modo, magari sarà l'unico gol che farà in tutto il campionato, però bene. Ne ha fatti già 2 o 3. MVP della partita, Olivera, no, stasera non era in campo. MVP per me Lobotka, insieme alla coppia dei centrali, Amir e Juan Jesus, sublimi. Lukaku doppio assist, è autogol il primo, quindi non viene considerato, ma doppio assist. Grande lavoro di Big Rom, grandissimo lavoro. E niente, forza Napoli sempre, perché tanto gli spunti arriveranno. Senza dubbio. Auguri per i 25.000 iscritti, Valerio. Grazie. Bellissimo traguardo di una community fantastica. Grazie mille. Adesso arrivo da Fabio Versatile. Bello lo spunto su Lukaku. Peccato, dobbiamo tenerlo presente quando si parlerà poi dei numeri a fine anno. Partecipazione al gol più assist. Questo assist che Lukaku fa per Di Lorenzo non viene considerato, ma io lo considero un assist, perché Di Lorenzo non arriva a tirare se Lukaku non gli dà quel pallone. Poi dopo diventa autogol, ma è casuale. Di Lorenzo prende il palo, prende la schiena, la mano del portiere. Lì è il caso. Ma è un'azione, non è un gol a fortuna, perché è un'azione che hai costruito tu, l'hai costruita bene, l'hai finalizzata bene, con il passaggio prima dell'assist, con l'assist e col tiro. Quindi mettiamo un asterisco alla voce assist di Lukaku, perché ci dobbiamo aggiungere questo numero che non verrà conteggiato nei tabellini. E poi l'altro, quello di Anghissà, anche un assist suo, quindi aumenta il contributo al gol di Romelu Lukaku. Buonasera amici bellini, ciao Valerio. Buon Napoli, tu dici una fase esagerata, no, buon Napoli, lo so che tu la vedi come me, perché queste partite a parte vanno chiuse prima, ma devi segnare più gol, sia per la classifica proprio e sia perché abbiamo perso 3-0 all'andata con questi qua, e mi volevo togliere gli schiaffi da faccia, perché quello era un altro Napoli, sembrano passati secoli rispetto a questo di stasera, però perché comunque sia questo di stasera ha giocato a calcio per 94 minuti, 93 minuti quando ha dato l'arbitro, quindi tutti bene, forse qualche sbavatura tipo Meretti che ci ha fatto mettere poco paura quell'uscita bassa, ma non sto criticando, qualche sbavatura pure di Politano, di Spinazzola, però nel contesto buon Napoli, veramente buon Napoli. E adesso le altre che devono fare, cioè devono giocare i recuperi, che si affannassero. Bravo. E vediamo come va a finire. Forza Napoli. Sempre, sì, quando dici buon Napoli, non ottimo Napoli, è chiaro che ci sta, noi ci siamo commentati a fine primo tempo. Io ero entusiasta del primo tempo, perché il primo tempo di dominio, quando vedo la squadra avversaria che rinuncia completamente a giocare, si mettono tutti sotto palla, costringe Conte a dire falli uscire, li dobbiamo stanare, e siamo stati secondo me bravi con pazienza a stanarli, a fare il giro palla che alle volte quando è orizzontale è pericoloso, può essere sterile, invece orizzontale diventava diagonale, tu guadagnavi dei metri,
e poi riuscivi a creare delle conclusioni. Siamo stati noi imprecisi che poi Montipò non ha dovuto fare parate perché le abbiamo tirate fuori dallo stadio. Quindi poi il problema è quando perdi un pallone, loro fanno questa pallata volante e ti trovi con il 2 contro 2 o il 2 contro 1 che da tifoso del Napoli contro il Verona ti fa stare in apprensione perché lo casi ring, cioè non hai fatto 3 gol che dovevi fare nel primo tempo, la paura ti viene, però hai controllato bene e quindi bene così. Quando il Napoli domina io sono di base contento, se il Napoli aggiusta un po' anche i tiri ancora meglio, perché questa poi è la strada che ti porta a vincere più partite, perché il Napoli mantiene solidità difensiva attaccando, era la cosa che voleva Conte, e quindi un altro clean sheet. È vero, Meret ha fatto delle ottime cose, a volte delle uscite buone, stava fuori dall'area, poi ha fatto quella pellecchia e un paio di cose un pochino di paura, però tutto bene, quel che finisce è bene e andiamo avanti così. Dobbiamo aumentare i gol perché devi aumentare l'attacco, senza dubbio. Gazzella, no, Io Gabriele. direi che sotto sotto, lentamente, senza che nessuno se ne accorgesse, perché tanto si vince sempre, siamo cresciuti tanto nel gioco, in queste ultime partite ormai in maniera abbastanza continua, nei singoli e nel gioco, senza tanti giocatori fondamentali a disposizione. E nel frattempo abbiamo sistemato la difesa, quella l'abbiabbiamo sistemata dall'inizio, perché se è vero come è vero che abbiamo fatto 12 clean sheet nelle prime 20 partite, non succedeva che una squadra facesse così dal 82-83. Sì, Non male. dato Opta Welcome che to the community. e dei nostri, benvenuti la community, Michele, tantissimi nuovi iscritti, benvenuti, ci divertiamo. Dato Opta che avevo letto, e se non sbaglio avevo sentito anche che il Napoli ha il più grande numero di clean sheet e migliore difesa in Europa, mica male. E poi il fatto che hai sistemato la difesa con una defezione come Buongiorno non è banale, visto che doveva essere un disastro. Juan Jesus è il giocatore peggiore del firmamento del calcio internazionale e non mi sembra che sia il peggiore così. Sta facendo quello che deve fare una riserva chiamata in causa in un momento di difficoltà e mi sembra affidabilissimo. Ci aggiungo, oltre alla pulizia, a volte riesce anche a smistarla di prima, non la deve toccare 5 volte. Quindi bene in fase di impostazione, nell'1 contro 1 può avere sempre qualche problema, però sta molto attento e molto concentrato. Se gli devi far fare il titolare della squadra che con lo scudetto addosso, no, ma se deve fare la riserva così va benissimo. E le paturnie sono venute più ai tifosi che non a Conte, onestamente. Non vi voglio perdere i commenti, speriamo si faccia subito dare a Conte un affidabile difensore centrale e un buon fantasista al posto di Kvara. Se facciamo presto lo scudetto è alla portata anche che quest'anno. Vediamo, perché siamo già al 12 e il mercato chiude il 2 febbraio. Il Napoli ha dimostrato che alle volte la notizia non esce manco e chiude, come per esempio con Billing. Altre cose sono più difficili, che Billing è un giocatore che non aveva grandi estimatori, almeno da quello che sappiamo. L'abbiamo dovuto studiare perché non lo conoscevamo. Qualcuno lo conosceva nel gruppo Telegram, io no. E quindi è un giocatore, un filler, cioè che copre un buco che hai in panchina. Poi per i giocatori più importanti, per esempio quello che deve andare a sostituire Kvara, leggevo e mi scrivevate Ndoye diventa una riserva che secondo me vale Ngonghe, voglio dire, quindi in questo momento Neres prende il posto di Kvara, mi sembra evidente. Politano non lo smuovi, c'ha Ngonghe. Non credo che vuoi puntare su Zerbin, magari prendi uno che ti sale, che ti fa crescere il livello al posto di Zerbin, uno un pochino meglio di Ndoye magari, non lo so, secondo me si può fare, anche perché se poi incassi tanto o decidi di già... Il problema mio, sapete qual è? È che questa situazione tu la conoscevi già, perché se Kvara già voleva andare via all'anno iniziale e anche l'anno scorso, come ci hanno detto, eccetera, eccetera, poi Conte decide, no, lo blocco io, non vi preoccupate, ma tu Manna, tu De Laurentiis, non lo devi tenere presente che a un certo punto questo se ne va, il sostituto ce l'abbiamo già in testa o no? Dovevi già averlo. Probabilmente questo sostituto che uno può avere in testa è difficile che si muove a gennaio, ecco perché
Kvara che se ne va a gennaio è inaccettabile nella mia testa perché è difficile da sostituire. Monitoriamo la situazione Garnacho, che è molto interessante e infiamma la fantasia. Oggi per esempio però ha giocato in FA Cup, ha fatto un assist, in FA Cup alle volte giocano le riserve. Vediamo, io credo che lui sia abbastanza, non credo che sia proprio scontento di stare al Manchester United. Vediamo, monitoriamo e vediamo un pochino. Allora, penso che la chiave offensiva sia la partecipazione al gioco di Lukaku negli ultimi 20 metri e quindi in area di rigore. La palla gli viene portata su da uno sviluppo migliore e le triangolazioni traslate in alto risultano più efficaci. Mi sembra una bellissima lettura, che stiamo un po' più avanti, con tutto il baricentro più avanti. Signori, io poi non è che devo difendere Kvara, voglio sminuire Neres. Neres è un castigo di Dio, è il mio preferito, l'ho appena battezzato il Lavezzi triste, quindi diventa veramente un mio idolo e mi innamoro di Neres e sarò quello che poi dovrà difendere Neres quando qualcuno dirà Neres non è buono, si incaponisce nel dribbling, lo sentiremo. Il Napoli sta giocando più alto. Non deve fare 50.000 metri Neres come li doveva fare Kvara, perché Kvara ha giocato nel Napoli che stava più basso, quindi ci aggiungi anche questo, che poi la lucidità, se Neres sta là e sì, la fa la fase difensiva, ma contro il Verona bastava e avanzava Juan Jesus e Spinazzola, voglio dire, quindi deve fare molti meno metri. Kvara se la fa tutto perché il Napoli era molto più basso e quindi si creavano dei presupposti di contropiedi che non sono proprio nelle corde di tutti. Quindi bene questo spunto su Lukaku perché stiamo tutti un po' più alti e le triangolazioni si sviluppano meglio. Buonasera. Come avevo pronosticato la settimana scorsa, ammazzo, perché la verità non la conosce nessuno, la Dea ha frenato. Nelle prossime 8, se facciamo 19-20 punti, per me è fatta, addirittura è fatta, aiuto. No, calma, piano, però bene che abbia frenato. E può essere che siano venuti un po' di dubbi dopo la Supercoppa. Ci sono delle partite che secondo me ti lasciano degli strascichi. Vedete quel famoso 6-0 della Lazio con l'Inter che io rivendico sempre, e ve l'ho detto, la Lazio questa partita peserà. Quel discorso, meglio perdere una 6-0 che tante 1-0, sì, ma 6-0 è troppo pesante e hai perso un pochino di certezze e lo abbiamo visto, ci aggiungi il derby, la Lazio un po' di certezze le ha perse, idem tutte le altre, il Milan le certezze, non è che bastava vincere la Supercoppa per ritrovare le certezze, ci sono sempre delle crepe. La Juve continua ad andare avanti con le crepe, l'ambiente non è più soddisfatto del progetto che stanno affrontando, quindi è lì che il Napoli se ne deve approfittarne inserendosi là. È chiaro che noi stiamo guardando lo scudetto come possibilità incredibile, il primo anno di Conte, va benissimo, ma intanto io mi godo il fatto che si allontanano quelle del quarto posto e devono fare una rincorsa furiosa, quindi molto molto bene. Conte continua a parlare di fieno in cascina, a me piace, che poi tu, se lotti per lo scudetto, in Champions ci vai alla grande. Buonasera Valerio, buonasera amici Bellini e auguri per i 25.000 iscritti. Grazie. Allora, penso che adesso il motto va cambiato, non è più amma faticà, ma amma ricostruì. Ovviamente non per tutto, solo per Kvara. Penso che Conte un pensiero ce lo stia facendo perché non si aspettava l'addio di Kvara a gennaio, quindi questo ricostruire in qualche modo c'è, perché comunque Neres sta andando bene, Politano fa il suo, mancherebbe insomma l'apporto di Kvara, sperando che ci sia poi il sostituto all'altezza, che poi arrivi. Però vorrei chiederti un tuo parere riguardo le partite giocate da Juan Jesus, nelle ultime partite ovviamente dove ha sostituito Buongiorno, perché male non ha fatto e sembra che un po' da parte un po' di tutti i tifosi ci si renda conto di Juan Jesus soltanto quando qualcosa va male. Certo. E devo dirti la verità, a mio punto di vista sta facendo un discreto lavoro, non è un campione, non è un mostro, sta facendo un discreto lavoro. Tu cosa ne pensi? Sono d'accordissimo Angelo, è un discorso che avevamo sfiorato anche prima, è proprio così che dovevi utilizzare Juan Jesus e Juan Jesus sta facendo il suo lavoro in maniera degnissima, proprio pulito, anzi
è andato un pochino oltre le mie aspettative. Io mi aspettavo che reggesse, ma non così pulito. Ebbene, oggi lo sottolineo perché vogliamo fare le pulci, perché vogliamo essere più obiettivi degli obiettivi, che fa una sbavatura e poi ci mette la pezza lui stesso, quindi come io sul videogioco, no? Ah, che fai? Ti squagli e poi bravo, e dico subito il bravo così. Come è capitato a Buongiorno, io ci tengo perché la mia memoria non è infallibile, ma certe cose me le ricordo e quando me le ricordo mi fa piacere condividerle con voi. Io me le ricordo 2 o 3 pellecchie pesanti di Buongiorno che non abbiamo pagato perché o ci ha messo una pezza lui o ci ha messo una pezza il compagno o non ne hanno approfittato gli avversari. Ma io 2 o 3 pellecchie di Buongiorno me le ricordo. Signori, la partita di Anghissà, gli esseri umani, approfitto di questo vocale per dare una dichiarazione finale su come io voglio guardare il calcio e poi ognuno faccia le cose. Anghissà ti fa bestemmiare quando butta quel pallone al cielo, perché non è possibile lì un professionista che sbaglia. Non si sbaglia nemmeno, lo devi sostituire adesso, perché poi alcuni tifosi tranciantissimi, lo devi sostituire adesso perché non esiste proprio, Anghissà giochiamo uno in meno, era gol eccetera eccetera. Anghissà sta giocando con le scarpe, primo, non con le ciabatte. Secondo, se avesse sbagliato quel tiro Kvara oggi, cosa sarebbe caduto sui social? Cosa sarebbe successo? Tu, 9 milioni, quella... Anghissà come chiude la partita dopo aver sbagliato quel gol che era oggettivamente facile? Chiude facendo un gol pazzesco, di difficoltà altissima, con il piede che non è suo. Quindi, che cosa voglio ricordarvi in tutto questo? Che, uno, sono esseri umani, possono sbagliare e possono fare delle cose eccelse, perché se stanno giocando in Serie A sono i migliori, sono i giocatori internazionali che stanno in nazionale, non scherziamo, giocatori che hanno anche giocato in tutti i campionati. Quindi, possono fare degli errori, come li può fare Juan Jesus, come li ha potuti fare Kvara. C'è del supporto di Vincenzo, aspetta. Non me lo far perdere perché... Grazie mille vedi, per la cena, per l'affetto, per tutto la vostra carissima Vincenzo, ciao Vale, buonasera. Sbaglio, Spina ha fatto una bella partita. Secondo te Garnacio e Fantamercato si potrebbe realizzare? Un saluto. Caro Vincenzo, per me Spina ha fatto una bella partita, proprio sì. Sono contento della prestazione di Spinazzola. A volte ha chiesto un po' troppo a se stesso, ne si allungava un pochino il pallone, però con personalità l'ha portata avanti e si è buttato anche nei contrasti, ha fatto pure una diagonale non male, quindi bella partita di Spinazzola, sono d'accordo. Per quanto riguarda Garnacio, io ho fatto il video oggi di ingannare l'attesa della partita, dove dico è un'operazione che rispetto ad altre che non mi danno soddisfazione, non hanno senso per me, è una possibilità che ha molto senso per il Napoli, perché è un under 21, perché è comunitario e quindi te lo ritrovi under 21 anche per un paio di stagioni che non ti occupa posti in lista, perché è un giocatore che infiamma la fantasia, che è un giocatore famoso, quindi ti porta tifosi, è un argentino che è nato in Spagna, quindi sì e sì. Poi non ha un grandissimo ingaggio. Il problema dell'ingaggio diventa se tu gli togli i diritti suoi di immagine, se gli togli i soldi che gli dà la Nike, per esempio, e là glieli devi ridare, e quindi lì potrebbe aumentare la richiesta di ingaggio di Garnacho. Uscire dal Manchester United per venire al Napoli, perché dovrebbe fare questo? Perché il Manchester United è una squadra incasinatissima. Quindi potrebbe essere che lui alza il telefono e dice: Scott, ma come ti trovi? Perché sono amici, sono due che a braccetto, assist a me, gol io, gol tu, assist. Scott, come ti trovi a Napoli? E Scott credo che possa dire: si sta una meraviglia, diventi un idolo, se sudi la maglia stai alla grande, quindi così. Quindi non è proprio fantamercatissimo, secondo me, se il Napoli ha intenzione di spendere, perché comunque il valore è intorno ai 50 milioni e per un giocatore così giovane che è una stella destinata ad esplodere, io credo che quello sia il valore che vogliano. Polli, vedi, Azzurro Fluidi mi ha invitato come moderatore quando il canale aveva 4.000 iscritti. Che bellezza, i tempi che volano, proprio bello. Allora,
Lo United ha chiesto 70 e 70 forse su assai per il Napoli, perché io credo che il Napoli con i soldi di Kvara voglia fare almeno un paio di operazioni. Ricordiamo che dobbiamo rientrare anche con i soldi di Osimhen che prima o poi arriveranno e chissà quanti saranno, però non si arriva forse a quei 200 che ti dava il Paris Saint-Germain, almeno ci vuoi andare vicino, e il Napoli farebbe bene con i soldi di Kvara di prenderne 2 belli forti, lì che aumenti, un paio che non siano come Billing che vanno a occupare un posto in panchina sicuro. Gilmour occupa un posto in panchina sicuro, Mazzocchi, Zerbin, Ngonghe, posto in panchina sicuro. Tu devi prendere un altro McTominay, un altro Neres, cioè un giocatore che magari può partire anche non titolare. Neres arriva che non parte titolare perché Politano non si smuove, ma è un co-titolare. Devi avere un altro Elmas che sta a livello dei titolari e che ogni tanto, sto più in forma io, gioco io, facciamo rifiatare un altro dei titolarissimi. Questi secondo me sono i 2 giocatori che deve andare a prendere in Napoli con i soldi di Kvara. Io sono qui dal 21-22, sempre qui. Sei cresciuto tanto ultimamente, grazie Simone, grazie. Io spero sempre di crescere, ma non sentirmi dire sei cambiato, non sei più quello di una volta, perché poi succede inevitabilmente che con la crescita qualcosa cambia, qualcuno intravede un cambio di rotta, un cambio di mentalità, qualcuno me l'ha detto, dice no, mi piacevi di più prima, è inevitabile che succeda questo, io devo essere contento con me stesso. Il giorno in cui i miei video non mi piacciono più, chiudo. Se i miei video mi piacciono e guardo indietro e dico questo era un video sfizioso fatto 4-5 anni fa, però sono meglio i video di oggi, allora la mia soddisfazione la portiamo avanti. Quanto è bello Reali, però c'è stato un momento in cui l'hanno inquadrato e ho detto mamma mia è bellissimo, proprio troppo bello. Questo è il cambiamento. Esatto. Ero allo stadio, il freddo. Francesco, e mi devi dire pure tu come l'hai vista dallo stadio. Dallo stadio. Seguendo la tua crescita sei sempre coerente e avanti così. Grazie mille Massimo, apprezzo tantissimo i vostri messaggi, specialmente in live, perché abbiamo un rapporto diretto. Io cerco di leggerli tutti i commenti. Per esempio, durante la giornata di Kvara, io sono stato un po' overwhelmed, un po' sopraffatto dalle emozioni. Me la sono vissuta male, anche perché sono arrivati gli insulti a me. E quindi io ho dovuto staccare, non ho potuto leggere tutti i messaggi. Volevo leggere e rispondere punto su punto a tutti, perché ho un'idea ben precisa di quello che è il mio stato d'animo e il perché dico delle cose, perché continuo a pensarlo in un certo modo. Però, ecco, era arrivato il momento in cui erano troppi e non ho avuto la possibilità di farlo, sono stato preso a schiaffi da troppe parti e quindi ho dovuto staccare un attimo, ho detto non posso leggere niente, il video è online, è quello che penso e non posso leggere niente. Poi dal vivo, cioè live, se mi arriva un commento che non è d'accordo con me, sviluppiamo e parliamo vis-à-vis, tra virgolette, e posso rispondervi e voi potete controrispondermi. Però alle volte devo staccare perché mi rendo conto che io che non sono nessuno, 25.000, non sono proprio nessuno, veramente, nemmeno come come youtuber sono nessuno, perché ci stanno quelli che hanno i milioni di iscritti che fanno quello che devono fare. Immaginate gli atleti, immaginate quelli là, immaginate Leao, che poi è uno pure sensibile che si mette a rispondere. Non è vita questa qua. Quindi pensiamoci bene quando diciamo delle cose. Noi, vabbè, io mi sfogo, io dico quello che voglio. Influenzi. Ditele a Leao certe cose che non ci riguarda. E se Leao se la prende a male, sono fatti loro. Non diciamole ai nostri. Provateci. Provateci se si può. Ciao Sera Grande, da tempo che non ti vedevo, sei un grande. Grazie mille Destasio, ti ci vuole bene perché sei genuino. Grazie mille. Grazie. Classifica Guido +3. Assolutamente sì, assolutamente sì. Vincenzone è andato di 2 minuti. Te lo leggo, Vincenzo. Te lo leggo perché sennò è troppo lungo 2 minuti. Volevo dire una cosa al riguardo, mettendovi nei suoi panni. Con lui hai vinto uno scudetto. Lui Osimhen non gli rinnovi neanche, non gli fai una gratifica. Esatto, la gratifica che doveva arrivare. Almeno raddoppiato, per dire. Durante le partite, fammi leggere bene.
durante le partite si sta sempre in silenzio. È vero, questa è una cosa che non lo so dove l'ho detto, io poi mi confondo con tutti i social. Una cosa che abbiamo, forse l'ho detto nel video di Garnacio, che Kvara è un bravo ragazzo proprio, cioè anche fuori dal campo mai un problema, una problematica, uno scandalo, una situazione alla Teo, una situazione alla Frattesi, che poi sono esagitati, Frattesi non scandali che chissà che ha fatto, però quell'esagitato che poi al derby esulta in quel modo, a qualcuno può piacere, può gasare, però poi quelle cose ti restano sul groppone come atteggiamenti. Kvara è sempre stato molto pulito, molto attento, veramente casa, chiesa e campo, e per i giocatori di talento è raro, perché alle volte se sei un talentuoso la capa un pochino, per essere creativo ti senti un po' diverso da tutti gli altri, quindi vediamo chi arriva, se avrà la personalità per farlo. Premetto Simone. che per me Lukaku è nel suo miglior momento della stagione. Sì, Però sono volevo d'accordo. lanciarvi una provocazione guardando la partita di stasera, soprattutto guardando Neres. Ma con i cross di Neres avere un Osimhen là in mezzo, secondo voi? Vabbè. Per continuare sul discorso di un Lukaku, No, ti rispondo già, devastante, perché Osimhen, ricordiamocelo, aveva questi 2 punti dove era il migliore forse in Italia, velocità, in allungo, inarrivabile, gazzella, proprio se gli dai il pallone più lungo lui con 2 falcate ci arrivava, e quindi il Napoli si poteva permettere questa soluzione. Avete visto che Politano quella pallata che deve fare la deve fare da sotterra su Lukaku, non può scavalcare, oltretutto non scavalchi niente se il Verona sta così basso. Però Osimhen, velocità e colpo di testa ad altissimi livelli. Poi alle volte ingarra anche il gol. C'è della live in questo supporto. C'è del supporto nella live? C'è il supporto? Ah sì. Ti ho trovato per caso in un post partita dove suonavi e anche da lì non ti ho lasciato più. Numero 1, per simpatia, competenza, umiltà continua. Grazie mille, Simone. Grazie infinite. E ogni tanto la dovrei riprendere quella roba della musica, che poi il mio lavoro dovrebbe essere quello. Però porterò più contenuti anche del vlog, vi porto un po' in giro per New York, è una promessa che con i 25.000 devo farvi e che manterrò. Quindi sì, Osimhen, colpi di idea, è una roba pazzesca. Ti faccio finire, mi risposto e ti faccio finire. Lukaku più in forma della stagione, lo vedo molto più mobile, quella sponda che lui fa adesso l'ha iniziato a fare anche a sinistra, quindi peccato per l'addio di Kvara, mi dispiace, però questo è il calcio, sono anni che si dice che bisogna smettere di affezionarsi ai giocatori, noi continueremo sempre ad affezionarci ai giocatori, però per uno che se ne va c'è sempre uno che arriva. Speriamo bene, forza Napoli. Senza dubbio, Simone. Lo vedete nel video su Garnacio, dove praticamente la simulazione era il giorno prima, mentre stava giocando il Milan, quindi era il giorno prima e stavo ancora triste, sono andato a suonare triste. C'è stato un episodio che non vi ho raccontato, che ieri a suonare un ragazzo poi alla fine della serata mi dice bravissimo eccetera eccetera, no? Io gli chiedo tu cosa fai? No, gioco a calcio. Ah, giochi a calcio, devi seguirmi assolutamente. Non capirai niente perché lo faccio in italiano, però parliamone. Di dove sei? Sono di Napoli. Quando gli dico sono di Napoli, lui mi fa: ma perché state vendendo Kvara? Apriti cielo. Ho detto io sono andato a suonare proprio per non pensarci, o meglio, perché dovevo andare a lavorare. Pensavo di di togliere la testa da quel pensiero fisso, non lo posso accettare. Io vicino a mia moglie, ma veramente stanno ruando a Kvara. Kvara se ne vuole andare, Kvara ci sta abbandonando. E quello che dice Lionel, secondo me è giusto. Trovo scorretto lasciare la barca a metà anno, gli contesto solo questo. Può capitare probabilmente inconsciamente, aggiungici forse la prima cosa, la paura di infortunarsi perché le mazzate che gli danno, se poi tu ti fai male e ti puoi far male, vedi come è successo a Buongiorno per caso, ma sono successi il ginocchio di Bremer, infortuni lunghi. Se tu hai l'interessamento del Paris Saint-Germain è difficile dire così, quindi scoppia la bomba in modo tale che tu vai senza dover rischiare
e un pochino anche il Napoli lo blocca e dice non è disponibile proprio per non rischiare, perché se poi c'è la trattativa non puoi rischiare di perderlo. Idem il Paris Saint-Germain. Il Paris Saint-Germain devo ancora capire, perché tra Barcolà, lì e altri giocatori che hanno, non lo so quanto bisogno hanno di Kvara in questo momento, però evidentemente ci credono, il ragazzo è giovane e quindi se lo possono permettere e lo fanno e anticipano la concorrenza. Quindi capisco il dolore nel vederlo andare via a metà anno. Chiudi la stagione con noi, quello che succede succede e poi ci salutiamo bene, e invece non ci possiamo mai salutare bene, specialmente se si interrompe a gennaio. Quindi un po', secondo me, questa situazione della paura dell'infortunio, un po' è il non sentirsi completamente dentro questa cosa qui, perché se lui già la testa da un'altra parte, ci aggiungi tutte le critiche che ha avuto, secondo me ingenerose, secondo me dice ma perché io mi devo fare male per metà tifosi che poi mi contestano anche che sto giocando male quando in realtà non è vero, e io mi sono fatto il cuore così, non solo il primo anno, anche il secondo e anche questa metà che ha fatto. Secondo me il sentirsi dire, perché questi leggono tutto, ve lo ripeto, leggono tutto, il sentirsi dire delle cose un po' disoneste, è un giocatore normale, sta giocando male, ha perso il posto da titolare, non serve, non è incisivo, tutta una serie di attacchi proprio tecnici che secondo me non meritava, che con più calma si poteva analizzare con più calma. Secondo me certe cose a un ragazzo giovane che magari non ha le spalle larghe per accettarle fanno male, e tu dici ci vediamo, io lo scudetto ve l'ho dato, adesso piangetevela voi e io mi vado a fare un'altra avventura, credo io. Allora bravo. Ricordo un fluido primordiale che fingeva di svegliarsi e leggeva sul cellulare, stupito del finto esame di italiano. Bellissima quella cosa là. E delle intuizioni, avevo delle intuizioni, tenevo pure più tempo a disposizione per fare delle cose. Adesso la cronaca occupa praticamente tutti i video, cioè ho delle idee ma non riesco a farle. State tuned, prima o poi riuscirò a fare dei contenuti sfiziosi come all'epoca. C'era anche Saveria Solida che ogni tanto interveniva, ma C'è della cosa live qua me in la questo ricordo. supporto. Era forte, perché la situazione di Suarez che io leggevo e dicevo ma che cazzo è? Il club è un punto d'arrivo. A chi è rivolto? Fernando. È rivolto a Kvara, è ovvio, no? Non è che è rivolto a Kvara, ma deve essere rivolto a tutti, e noi dobbiamo imparare da questa situazione qua. Se tu mi arrivi a ripetere questa cosa qua come me le hanno detto a inizio live, vuol dire che sono le parole di Conte che lui ha ripetuto nella conferenza di oggi o nell'intervista post partita di oggi, che ancora non ho ascoltato ma che ascolterò. Ma non è la prima volta che lo dice, l'ha detto oggi perché ha avuto evidentemente modo di ribadirlo a livello nazionale, mentre avendolo detto già nel prepartita a livello locale, cioè conferenza a Napoli, e anche in sede di presentazione lo disse a Napoli, quindi non è niente di nuovo. Questo è l'auspicio di Conte, è l'auspicio probabilmente di De Laurentiis, è l'auspicio sicuramente di tutti noi, ma non è ancora così per tutti. Sarà così per tutti prima o poi? Non è neanche detto. Tu puoi fare anche tutto quello che c'è da fare bene e arriva il momento in cui un giocatore vuole andare da qualche altra parte per sua legittima curiosità. Tu puoi essere anche che tu atleta, ti sei fatto un programma della tua carriera e tu dici mi voglio fare 2 anni in Italia, poi voglio andare a farmi un'esperienza di qua, un'esperienza di là, mia moglie veramente ama la Francia, voglio accontentarla e vado là. Non pensiamo che se il Napoli fa tutto, perché ci sono giocatori che preferiscono andare via anche dal Real Madrid. Casemiro va via dal Real Madrid, che cosa puoi volere più del Real Madrid? Va al Manchester United, si toglie lo sfizio, perché comunque è un'altra società gloriosissima, ti toglie lo sfizio di andare al Manchester United. Non è andata benissimo, perché il Manchester, sei andato in un Manchester United sfaldato, dove è una situazione societaria veramente strana e difficile da gestire. Anche dal Real Madrid te ne vai. Quindi questa deve essere un auspicio, bisogna lavorare per essere il più possibile appetibili per sempre, quindi con le vittorie,
con i centri sportivi, con uno stadio di grande livello, con un ambiente un pochino più calmo. Perché anche questo sarebbe un modo per avere giocatori che vogliono venire e rimanere a Napoli. Perché venire a Napoli è un conto, ma rimanere a Napoli significa, vedi Hamsik, vedi Callecon, significa che ad un certo punto il tuo rendimento si abbassa, perché naturalmente si abbassa, e i tifosi che ti esaltavano adesso ti prendono a pernacchi, perché il tifoso non ha riconoscenza per quello che hai fatto. Vede l'oggi. E quindi tu, giocatore che rimani a Napoli, ti devi anche prendere dei tifosi che poi ti si rivoltano contro e si dimenticano quello che hai fatto di buono e ti sottolineeranno solo le cose cattive che stai facendo adesso. Quindi rimanere in una società sarebbe importante per ottenere questo, anche un ambiente di tifosi un pochino più comprensivo. Difficile, perché poi i tifosi sono così in tutte le squadre, mica solo noi. E con un tifo che canti e non mormori. Aggiungerei che squadre più piccole cantano e fanno casino 90 minuti. È vero. Oggi c'è stato un altro coro prima della lagna che era un pochino più movimentato. Alla fine l'unico saluto decente si è potuto fare solo a Quagliarella quando ha chiuso la carriera. Anche Quagliarella, ovviamente là non sapevamo, vediamo il tradimento assoluto, va alla Juventus, non sapevamo tutto quello che c'era dietro. Quindi anche questo, fa bene a ricordarlo, è un'altra situazione, tu non sai mai dietro una scelta di cambiare aria se ci sono delle cose che non puoi sapere, che non possono uscire. Quindi andiamoci piano, salutiamoci con calma, con tutti, e poi un domani tu puoi anche lasciare la porta aperta. Se invece ti saluti male, non si può lasciare la porta aperta e non si può... Un Higuain non sarebbe mai potuto ritornare a Napoli. Penso un Osimhen non può mai ritornare a Napoli. Un domani che magari vuole chiudere la carriera. Chiuso, fatto, non ci siamo trovati più bene. È così. Vocali. Allora, ma i vocali sono finiti? Ah no, Francesca è arrivato, bravo. Ciao Vale, sono tornato adesso allo stadio, un freddo agghiacciante, per citare Antonio Conte. Infatti Starace stava con la copertina. Di Lorenzo si muove in qualsiasi parte del campo possibile e immaginabile. Non ho certo visto Lobotka a destra e Di Lorenzo che si accentrava, cioè Lobotka nella posizione di ala destra, sì, e Di Lorenzo che stava al centro. Forse... Ti fermo un attimo, c'è stato un momento in cui Di Lorenzo era a braccetto sinistro. Era finito a braccetto sinistro con Guangesso centrale e Rachmani stava avanzando a centrocampo. La libertà che poi, quando il Napoli è padrone del pallone, la libertà e anche il coraggio, perché poi ti trovi fuori posizione, quindi sai che se perdi palla stai tutto storto. Ci vuole coraggio e ci vuole personalità per fare tutto quello che sta facendo Di Lorenzo. E non credo che siano tutte cose studiate, o meglio, il sovraccaricare una fascia Di Lorenzo lo fa studiato, come lo fa anche Oliver, ma alcune cose sono proprio iniziative sue, è una libertà che ti dà l'allenatore, tu dici puoi andare a fare, gli altri giocatori, quando Di Lorenzo sta facendo tutto questo, sappiate le preventive, come coprire i buchi, perché poi il campo deve essere occupato bene. Se potessi vedere nell'analisi tattica, questa parte sta nel secondo tempo. Sì. È una vittoria importante perché è la quinta vittoria consecutiva dall'Udinese. 5 vittorie consecutive fino all'anno scorso, fino all'inizio anno, non erano scontate. E voglio fare una domanda sia a te che a Guido, ovvero più a Guido, diciamo, perché lui è uno che ha sempre parlato di queste cose. La partita con l'Atalanta è una partita in cui non devi perdere o è la partita che devi vincere? Bellissima domanda. Io già avevo mezzo risposto che già pareggiando migliori la classifica Guido. È chiaro che però se vinci dai una bella botta al campionato, dai una botta pesante all'Atalanta che può avere il contraccolpo e dai una botta generale a tutte le squadre. Dicevo, questi fanno sul serio. Quindi lascio rispondere a Guido nello specifico. E rispondo a Mario, ma davvero qualcuno pensa che a Kvara non sia stato offerto un adeguamento consono? Se però lui chiede alla Luna che si poteva fare, sono d'accordo con te, io non dico che il Napoli non ha provato, io credo che il Napoli abbia provato con tempistiche sbagliate in conseguenza di alcune uscite pubbliche
di De Laurentiis ai microfoni o dei tweet, che non dimentichiamo, i tweet sgarbati, quando quello dico leggo in giro che il Napoli sta trattando il rinnovo, sono tutte cazzate. Tu un tweet del genere non ti deve mai più uscire da bocca, perché è un tweet sgarbato che attacca il giocatore e lo diminuisce di valore. Lo stai diminuendo di lavoro. C'ha il contratto, questo va, questo gli voglio dare, c'ha il contratto, l'ho scoperto io, non gli devo dare niente. Questo è brutto non solo per lui, ma è brutto anche per gli altri che possono venire a Napoli. Dici, io arrivo a Napoli, magari faccio un grande primo anno, non posso aspirare ad un aumento, a una gratifica che poteva essere semplicemente il doppio. Tu arrivavi a 2 milioni l'anno successivo e secondo me Kvara avrebbe accettato nell'entusiasmo generale. Accetti un cadeau. Ti metto a livello di Politano, per esempio, e siamo al minimo indispensabile per l'MVP del campionato. Il miglior giocatore del campionato che entra nel giro del pallone d'oro. Oh. E dai, a Osimhen gli dai la gratificazione economica con la clausola, poi tanto lo liberiamo, e a lui no. Quindi quando poi arriva la proposta di adeguamento consono, che ci fanno sapere 4 milioni, 4 milioni e mezzo, arriva fino a 6 milioni, secondo me è semplicemente tardi. Oramai il ragazzo si era sentito non considerato bene quanto lui crede di poter essere considerato, e quindi troppo tardi. Nel frattempo arrivano le offerte, perché evidentemente, anche se nella stagione disastrata di chi continua a dire quella ha giocato bene solo 4 mesi, falso. Se avesse giocato bene solo 4 mesi non sarebbero arrivate le offerte del PSG o le sirene di un Liverpool, di un Barcellona, di un Real Madrid. Non sarebbero arrivate. Sarebbe stato uno come Politano, resta a Napoli. Politano, l'offerta della Rabbia non si è concretizzata. Quindi vuol dire che Kvara in potenziale c'ha qualcosa in più rispetto ad altri, rispetto anche ad Osimhen, e forse proprio nell'atteggiamento, nella vita, che fa più gola ai top club. Credo io, ma poi posso pure sbagliare. Anche per Guido, secondo voi a giugno, parlando con Kvara, potrebbero essersi dati 6 mesi di tempo per fargli cambiare idea, dando comunque adito a un possibile addio a gennaio? Valentina, questa è una bellissima domanda. Conte dice fulmina a ciel sereno. Conte si è deluso da se stesso. Lui era convinto di avere un ascendente su Kvara talmente potente che dice no, avrà detto al club, dice non vi preoccupate, questi qua li blocco io, voi non posso mettere voce su Osimhen, va bene, però mi dovete fare questi acquisti che voglio e non dovete toccare né Di Lorenzo né Kvara. Evidentemente, come sei riuscito a rimentalizzare Di Lorenzo, che sta andando tutto bene, non sei riuscito a farlo con Kvara. Età diverse, capiamoci, Di Lorenzo poteva avere una possibilità di andare in un'altra squadra e poi basta, per farti l'ultimo cambio di maglia della carriera, probabilmente, con un contratto lungo. Evidentemente con Kvara Conte pensava di poterlo fare e non ci è riuscito. Quindi, insisto, secondo me i soldi non sono tutto quello che ha fatto cambiare idea a Kvara o non gli ha fatto cambiare idea. Non credo che sia questo il problema. E se Neres fosse proprio il sostituto di Kvara, preso proprio in questa funzione, considerazione giusta, perché oddio, Neres ha quella possibilità di giocare a destra e noi ce lo saremmo immaginati, no? Neres e Kvara insieme, evviva, samba, sesso e samba. Poi scopriamo che Politano, anche perché, ricordiamo, Conte Politano non lo vedeva all'Inter, giocava con un altro C'è modo. della live in questo supporto. C'è della live in questo supporto, aspetta un attimo, vedi il viaggio, il vloggatore canadese. Ma vloggatore canadese sei tu, Gabe. Ciao Valle, tanti complimenti a questo Super Napoli. Gabe, se sei tu, un abbraccio forte e complimenti per Palladino, che a me è un allenatore che piace. La Fiorentina non dispiace affatto. Se sei tu, un abbraccio forte. Ma per forza sei tu, perché vedo il... ecco qua. Sì, avevo riconosciuto anche il viola canadese, il tuo logo. Un abbraccio, amico mio. Piacere di vederti. Gabe è venuto anche a trovarmi a New York, ci siamo molto divertiti. Bella squadra Fiorentina. Mi dispiace solo per Colpani, che non mi sta dando grandi soddisfazioni.
però avete trovato un Comuzzo che mi fa gola, veramente forte. Bello, grazie mille. E quindi la situazione, Neres sì, tu le immagini che arriva così, Politano invece fa cambiare idea a Conte, diventa inamovibile, Neres invece arriva forse meno mentalizzato degli altri e quindi deve fare il suo percorso. Secondo me sì, c'è stata pure l'idea, forse Kvara se ne vuole andare, tu c'hai già un dribblatore, cioè uno con le caratteristiche di Kvara, cioè uno che ti crea superiorità numerica, che ha quella possibilità là e che non disdegna di cambiare fascia se è il caso, perché Neres dichiara pubblicamente io preferisco giocare a destra, ma se mi metti a sinistra, come abbiamo visto, performa lo stesso, non si lamenta. C'era un giocatore nel Napoli che non potevi mai spostare dalla sua fascia, e ce lo ricordiamo, e doveva giocare là. Si lamentava se giocava a prima punta, si lamentava se giocava a destra, non poteva giocare così, e con Ancelotti si creavano un po' di problemi. E ce lo ricordiamo. Però un Neres invece che si mette a disposizione, secondo me il Napoli ci avrà pensato e quindi a questo punto Kvara l'hai sostituito con Neres. Già per esempio un man non ha fatto una frase alla De Laurentiis, dice abbiamo preso Neres, o alla Lotito, perché non è solo De Laurentiis, anche Lotito è così. Abbiamo preso Neres, che volete? Ce l'abbiamo già sostituito in casa. Stai sostituendo Kvara con Neres, io posso anche accettarlo. Neres è più in là con gli anni, è nel pieno della maturità, mi va bene, però voglio vincere una scommessa giovane perché ecco perché Garnacio mi dà fantasia, mi piace l'idea. Voglio dei giovani che ti devono esplodere qua, come è successo con Kvara, come è successo con altri giocatori. Se stai sostituendo Kvara con Neres mi sta anche bene, ma a questo punto mi devi sostituire Neres con qualcosa di più che non sia Zerbin, perché un Gonghe Politano mi va anche bene, dall'altra parte Neres Zerbin no, mi devi dare qualcosa di più di Zerbin per dimostrarmi che stai spingendo in una direzione di miglioramento. Così mi sostituisci Kvara con Neres, mi sta anche bene, sostituiscimi Neres, perché Neres è un co-titolare. Se mi porti un altro co-titolare, allora non ci stiamo indebolendo, nonostante Kvara ha delle prospettive pazzesche, ma se non vuole stare non esplode questa prospettiva. Se mi sostituisci Neres con un altro co-titolare in grado di giocare titolare con gli altri, non 11 su 11, ma giocare nella squadra di titolarissimi e non far rimpiangere niente, io sono d'accordo. Ma ci dobbiamo anche sbrigare, perché gennaio finirà in un momento, in un attimo, e tu non solo devi concludere l'affare in uscita, che non è facile perché ci saranno tantissime clausole da sistemare, ma l'affare poi in entrata, se il giocatore è di livello, non sono cose, non è un billing che fa in 2 giorni, secondo me. Quindi vediamo. Se è vero che Conte ha blindato Kvara a giugno, quando il PSG ha offerto 200 milioni per il pacchetto con Osimhen, non si possono già essere inclinate le giarretelle. Che Conte ha blindato. Tu dici tu, ma tra Conte e ADL non si possono già essere inclinate le giarretelle con ADL. Ma tu dici Kvara e ADL o Conte e ADL? Perché capisco la domanda, Alessio, cioè a quel punto tu il pacchetto, guardando col senno di poi, l'avresti dovuto accettare. Però io ricordo che De Laurentiis diceva 200 solo Osimhen, che era una richiesta assurda, considerato il ragazzo. C'è della live in questo supporto. Eccolo là, Gabe. Tu giustamente, da tifoso viola, tu conosci il miglior Chiesa. Io il miglior Chiesa non lo vedo da un po' di tempo. E mi sfizia l'idea che noi possiamo far rinascere chiunque perché Conte li mentalizza, Conte migliora i giocatori e va benissimo. Però non sono sicurissimo della tenuta fisica di Chiesa. Il fatto che lui sia andato al Liverpool e sia finito nel Liverpool B a giocare con la Primavera, fare partite senza nome sulla maglia, partite solo col numero sulla maglia, è un pochino umiliante secondo me per Chiesa, e secondo me servirebbe qualcuno al posto di Kvara, ripeto, giovane,
o almeno giovane come Kvara, Chiesa è un errore concettuale, secondo me, prendere Chiesa. È un giocatore che fa il suo, in nazionale mi convince, per me doveva essere comunque titolare così, ma potrebbe aver scavallato un percorso. E ricordo le parole di Allegri che lo distrussero, perché Allegri disse Chiesa c'ha un problema mentale, che ogni tanto il minimo problemino fisico lo blocca, lo fa bloccare, non riesce più a ritornare quello devastante che era. Quindi io Chiesa ti dico di no. Non mi convince appieno come discorso. Al posto di Kvara no. Se lo aggiungevi a Kvara va bene, facevi Chiesa, Politano, Neres, Kvara, sì. A quel punto me la gioco. Al posto di Ngong e Chiesa me la gioco, ma al posto di Kvara no. Concettualmente non lo accetto. Non ringiovanisci, non prendi a uno che può esplodere, ma uno che dovrebbe rinascere, gli dai un'opportunità. Non me la sento, abbi pazienza. A questo punto non sono convinto che Kvara venga sostituito, vedi? Neres preso con convinzione per questo scopo. Siamo sicuri che però la vendita di Kvara venga reinvestita in altri ruoli o più figli under 23? E questa è la domanda che ci facciamo, Giuliano. Non sono convinto che venga sostituito. Potrebbe essere... Il discorso degli under 23 delle liste è un discorso importantissimo che purtroppo è diventato quasi una barzelletta. Ogni volta che esce una notizia di mercato dove fanno un'insalata, vengono a scrivere le liste lì e vengono a scrivere a me. Mi fa piacerissimo questa cosa, perché io mi sono fissato su una cosa e l'ho portata avanti come punto fondamentale quando si fanno le ipotesi di mercato. Se il Napoli continua a volere Danilo e vuole portare Danilo qua subito per sostituire Rafa Marin, non c'è il posto per un altro che sia over. Quindi puoi prendere solamente un under 23, che sia Casadei, che sia Garnacio, puoi prendere solamente un under. Ci sono gli under dove puoi investire così? Ci saranno. Li puoi prendere a gennaio, si muovono a gennaio. Hai la forza economica per farlo? Vuoi apparare il bilancio di quest'anno a gennaio e poi chiudi il bilancio e lo riapri? Perché c'è un'altra novità, che c'è una finestra di mercato che riguarda il bilancio dell'anno precedente quest'anno, c'è una nuova finestra di mercato. Quindi sono cose che voglio approfondire, anche per capire che se ha senso, se il Napoli può utilizzare i soldi di Kvara per apparare le spese di quest'anno e poi utilizzare i soldi di Osimhen per il prossimo anno. Ci sono delle scelte che tu fai proprio a livello burocratico, cioè venderlo adesso per poi sistemare il bilancio. Quindi sappiamo che Chiavelli non penso che si pone il problema Zegrova e Mancino, ci serve un destro. Chiavelli si pone il problema, sistemiamo il bilancio adesso così possiamo spendere nella prossima finestra senza perdere. Di solito è così. Allora, Fabi, vedete, sono dentro ma non ti vedo. Perché non ti vedo? Quello dice sono dentro, ma non ti vedo. Scusate se guido, ma non ti vedo. Riprova. Questa nuova situazione ha delle sue problematiche, evidentemente. Al di là dei nomi, che caratteristiche dovrebbe avere il sostituto di Kvara per Conte? Un altro diploma a cui chiederà di fare tutta la fascia o un Dorgu molto più esterno? Per esempio Dorgu, io ho sentito molto l'ha fatto pure Paolo Del Genio, l'accostamento Dorgu-Chiesa, togli Kvara, metti Dorgu e Chiesa. A parte con le liste non mi trovo se prendi a Danilo, però ha senso concettualmente, nel senso ne prendi uno che è pronto e uno che può crescere piano piano e che ti può esplodere. Dorgu è considerabile, secondo me, già pronto, deve semplicemente cambiare il peso della maglia. Vedi che c'è, adesso lo vedo, quindi io mi sposto di qua e lo inserisco e quindi è tutto a posto. Quello è il postino che suona sempre due volte. Non Guido. Solo che tu non classica l'Angel. Non ce l'ho il suono, cioè il suono degli applausi. Benvenuto Guido.
Tutti stanno aspettando la classifica Guido come se fosse... che è bellissimo. La prima cosa che devo dire, tanto vi saluto, perché voglio chiedere scusa alle amiche Bellini, agli amici Bellini e Valerio, soprattutto la famiglia. Guido, c'è un po' di rumore di microfono, possibile? Non lo so come mai. C'è il vento. No. Non può essere il vento. Audio Guido un po' basso, vediamo se riusciamo. Adesso? No, è come se toccasse il cavo che stesse... Ma no. Sono i misteri della... vedi, toccando forse... Poi rientro. Fai un attacca e stacca veloce e risolviamo. Secondo me. Alle volte l'attacca e stacca è la situazione che risolve più facilmente. A Garnacio comunque dovresti aumentare lo stipendio. Tra i due preferisco Nico. Ma state parlando di Nico Williams, ragazzi? È più facile convincere Garnacio. Oltretutto Nico Williams, al di là della clausola 55, prende già un bello stipendio. E poi, se non vado errato, essendo un giocatore dell'Athletic, ha un valore ancora più alto per loro. E penso che per Nico Williams si scatenerà un'asta pazzesca. Cioè, se lascia lì, vuol dire che lascia veramente per una situazione top. Mentre un Garnacio che lascia una situazione ingarbugliata come quella del Manchester, forse è più fattibile. Nico è una roba, Garnacio ne è un'altra, senza dubbio. Quello è così. Andiamoci a prendere la Yamal. Eppure può essere, se dobbiamo parlare dei giovani, degli under, sicuramente la Yamal. Ma lo sai che è un discorso, non lo può fare il Napoli, ma è un discorso che si dovrebbe fare a livello C'è della generale live in questo supporto. col Barcellona. Perché non è possibile che loro si vendono cose che non hanno pur di apparare i debiti. Non te li puoi comprare i giocatori. Se non te li puoi permettere i giocatori, li devi vendere. Ma perché dovrebbero mantenersi la Yamal quando non hanno i soldi nemmeno per tesserare la gente? Guarda che è una cosa grave. La Yamal dovrebbe essere messo all'asta e tu col miglior offerente appari i debiti così. Perché dovresti mantenerti la Yamal quando non te lo puoi permettere? È una cosa che mi manda ai matti, veramente. Ringrazio Andreano. Non sono convinto che Kvara vada, a meno che il Paris Saint-Germain paghi il Napoli, e il Napoli trovi il degno sostituto. Mi preoccupa. Aspetta, fammi capire. Non sono convinto che vada, a meno che il Paris Saint-Germain paghi, il Napoli trovi il degno sostituto. Mi preoccupa un ambiente che non sostiene come un tempo. È un problema che capisco anche io, che è preoccupante anche io. Fammi vedere, sono rientrato, ma non ti vedo di nuovo. Quindi la quarta volta dobbiamo risolvere. E alle volte, capito, non lo vedo, quindi lui è rientrato, ma formalmente non è rientrato. Capisco Adriano, è l'ambiente che non sostiene. Questo è un problema, è una campanella d'allarme che abbiamo suonato nella paura di diventare risultatisti, vincere a tutti i costi, non accettare che nessuno faccia un errore. Ho fatto un discorso molto preciso su Anghissà. Io dovrei fare il clip e ripostarlo sui social più piccolini, perché è un discorso che vorrei portare in giro. Il ragionare, il tenere presente che tutti sono esseri umani, possono sbagliare, non dobbiamo ghigliottinare tutti al primo errore o dopo qualche errore e non accettare nulla. Se non vi sta bene, per esempio, ritorno al discorso di Kvara perché ci tengo, che Kvara, quarta volta, esatto, sì, prova la quinta. Non lo so, ogni tanto ci sono dei problemi. Io non posso uscire e rientrare, se no salta tutto. Se Kvara non vi sta bene come sta giocando quest'anno, no? Facciamo conto che avete ragione, Kvara sta giocando male. Intanto però Kvara non ha vissuto quel periodo di ambientamento. Ci avete mai pensato a questa cosa qua? Lui subito è stato performante. Mentre ci sono dei giocatori che hanno bisogno di un periodo di ambientamento e quindi il primo anno magari vanno malino, vanno benino.
conoscono l'ambiente. Kvara non doveva conoscere l'ambiente, è arrivata, segnata di destra, di sinistra, di piedi, di destro, di testa, da fuori, in tap-in, dribbling, eccetera, eccetera, e Guido è tornato senza problemi di audio, alla grande. Speriamo. No, perfetto. Sempre buonasera. Mi volevo scusare, ho detto io l'altra volta, non sapevo della notizia del lutto che ha colpito comunque Daniele. probabilmente non sarei entrato, dico la verità, l'ho scoperto poi quando tu hai salutato la live e ho visto che in conferenza stampa non si era presentato giustamente Conte, ci tenevo a dirvelo, o comunque chiaramente se fossi entrato non ne avrei avuto quello spirito così leggero. Sempre per completezza, qualcuno potrebbe notare che non ho salutato Aldo Groppi e Rino Tommassi, no, perché io spesso cito persone quando sono in vita come esempi nelle nostre solo quando muoiono, quindi ci tengo a precisare la ragione per cui non me lo sono di Aldo Groppi non sono dimenticato, come non mi dimenticherò di Rino Tommassi. Volete sapere, oggi vittoria importantissima, lo sto dicendo spesso, mi dispiace per quell'amico che non so che fine abbia fatto, spero che stia bene agli Hawaii, sorteggiando cocktail e facendo windsurf o surf, per tante ragioni che sono diventate molteplici in seguito a tutto quello che è successo, non solo da un punto di vista emotivo, ma anche per questa campagna acquisti che è particolarmente turbolenta. Napoli chiude il girone d'andata, non lo sappiamo a che posizione, perché mancano veramente troppe partite, e tutte partite che le squadre che lottano per qualcosa, no? Atalanta, Inter, Juventus, Bologna, Milan, a parte il Como che è una coinvolta in questo, Fiorentina anche, l'Inter 2 partite, però chiude a 44 punti, quindi con 4 punti in più rispetto a quello che era il mio sogno, la classifica guida. Non sono pochi 4 punti in più, un bel bottino da poter amministrare. Napoli vince la 5ª partita di seguito, non si sta parlando da subito delle 3 partite, come non se ne parla in ambiente Torino, Juventus, perché Conte dopo la brutta sconfitta col Verona prima di campionato si è tolto questo pensiero subito, 3 vittorie, e poi ha fatto di nuovo un filotto di 5 vittorie e adesso di nuovo un filotto a cavallo tra la fine del girone di andata e il girone di ritorno. E quando tu vinci tante partite di seguito un po' di selezione lo fai, perché qualche sconto diretto capita nella mente di queste 5 partite. Lo sappiamo che la migliore difesa del campionato, è molto interessante il fatto che il Napoli in realtà ha preso 6 gol in 2 partite e 12 in totale. Per pura coincidenza, nonostante la Serie A adesso è a girone di andata e ritorno asimmetrico, cosiddetto asimmetrico, il Napoli ha affrontato il Verona sia la prima di andata che la prima di ritorno, con un risultato purtroppo non simmetrico, 3-0 e 3-0, non gli abbiamo fatto lo stesso 3-0, però è evidente che dal punto di vista del risultato c'è un miglioramento netto, perché tu hai perso la prima e ti sei dovuto portare questo fardello, no? Che il tuo bonus te lo sei giocato subito e adesso hai vinto. Quindi sono 3 punti della classifica Guido e più 4 nel girone dell'andata, c'hai un bel tesoretto. Classifica è molto interessante perché vedete che chi insegue deve fare di più di quanto ha fatto nel girone dell'andata. Se incomincia già a avere qualche punto in meno, poi non puoi pretendere miracoli. L'Inter è a 0 nella classifica Guido, ma è uno 0 pesantissimo perché 3 punti aveva fatto e 3 punti conferma. La Juve è già a -2 perché aveva vinto e ha pareggiato, come la Lazio. Il Milan è a 0, ma è uno 0 leggero perché non è il 3 punti dell'Inter, pareggio e pareggio, quindi vabbè, non ha perso punti rispetto all'andata, però il pareggio l'abbiamo, è una mezza sconfitta. La Roma un +1, ma il Napoli +3. È bella sta cosa del +0 che è diverso, perché se il +0 rispetto a una vittoria tu non stai, hai comunque fatto bottino pieno, mentre il +0 che hai pareggiato anche all'andata ha un peso diverso. Sì, cerco di spiegare tante cose che nella mente sono un po' automatiche, faranno ridere i mangiatori di merendine scadute, però ci possiamo fare una ragione. Ok.
bisogna vedere tante cose. Per esempio l'Inter nelle ultime 9 partite, perché ormai non la stiamo considerando, l'Inter è veramente forte, ne ha vinte 8 e pareggiata una col Napoli. Poi ha fatto veramente, ha ingranato il turbo, e di queste 8 partite più una col Napoli, perché poi comunque quella con la Fiorentina non l'ha giocata, non la possiamo considerare, ha fatto 25 gol e subiti 2. Uno schiantasassi. 25 gol e subiti 2. Napoli nelle ultime 11 ha fatto 25 punti, 16 gol e subiti 7. Ed è primo, secondo, terzo non più, perché nel girone d'andata può essere terzo in classifica se l'Atalanta vince, eccetera, ma adesso non è più, al massimo è secondo in classifica. La Juve ha subito un solo gol nelle prime 8 giornate, la migliore difesa in tutti i campionati europei, ma nelle successive 11 ne ha subite 15 e ne ha fatti 20. Per tante ragioni, anche per un infortunio celebre, perché poi conta solo la maglia, quindi Maradona vale stellone, non so, Coppola vale Castellini, Careca vale Edmundo, eccetera. Bremer non vale un Rafa Marin qua, però poi è autorizzato esatto. È autorizzato a non nominare più Maradona, perché poi non ci devono rompere le scatole. Maradona è il più grande di tutti i tempi, abbiamo avuto il più grande di tutti no, conta solo la maglia, quindi Maradona è uguale a il giocatore. E vorrei subito invece farti vedere una cosa, perché poi lo legheremo sicuramente al discorso che volete su Kvara, però ci tenevo molto, e quindi vediamo subito la prima finestra. Nulla, aspetta. Conta solo la maglia di Maradona, giustamente. Ok, quindi ho capito qual è il problema. Un problema di software, perché quando stava arrivando lo schermo, l'audio ha avuto un problema, quindi un problema di software che si risolve risettando tutto, ma lo puoi risolvere dopo. Allora, zoomo io. Andare meno possibile. Sì. Faccio vedere un'altra. Ah, c'è Oriali, quanto è bello Oriali là. Vai, prego, l'altra, Valerio. Oriali è veramente bello. È bellissimo. No, se puoi far vedere l'ultima. Tocca a te. Ah, sì, io, aspetta, io l'ho messa sullo schermo, vedi? Vai, lo podcast sontuoso, veramente, oggi pure. Ma è strano doverlo ripetere. Vai, Valerio, è qua tutta per te. Ok, sì. Questa me l'hanno mandato nel gruppo Telegram. Questa ho intuito che è la mamma di Daniele. Non è un fatto che sono foto segrete, nel senso si troveranno. Ringrazio i miei genitori per avermi educato in un certo modo e anche per avermi fatto viaggiare e essere cresciuto con bambine di tutte le regioni possibili. Che c'è una vita al di là del vomero e delle liste di prescrizione. No? È ovvio che chi segue un suo credo, quella è l'unica, la migliore regione del mondo. Però la spiritualità è sacra, noi non consideriamo che questi sono esseri umani. Penso a Gulam, che è stato un grande campione del Napoli, carriera per via degli infortuni inferiore allo spessore sia calcistico che umano, ti trasmette sempre qualcosa di importante quando parla. Anghissà è un altro di questi personaggi monumentali, pare che fosse molto legato a questo bambino, questa famiglia, e abbia molto sentito queste partite. Non lo so, io che sono ateo comincio a pensare che c'è sempre qualcosa di strano, di magico nello stadio San Paolo. Mi ricordo quando morì Maradona, quel 4-0 alla Roma, poi 4-0 alla Lazio, di tu segnò un anno Insigne su punizione, e Mertens la doppietta che fece al 10° minuto del primo tempo.
Mi succede sempre qualcosa di mistico, sarà solo una sciocchezza o meno, però non conta solo la maglia. Perché vi faccio vedere quel calcio? Ha consentito che il Napoli giocasse con l'utto in braccio, una cosa insolita perché non è un ex calciatore, ma è una persona della società civile. Quindi è un bel gesto da parte della società sportiva Calcio Napoli a fare questa richiesta della Lega di autorizzarlo. Vanno dette le cose belle quando succedono. Aspetta, Ma conta solo la non era maglia, per ragazzi. non era per Cudicini? Ah, io pensavo perché il Napoli l'ha chiesto per il bambino in settimana, Perché quindi io spero non mai sia fatto una gaffa. no, So che no, c'è no, è un bellissimo pensiero. Io lo aggiungo a quello che ha detto mia moglie, che stavamo accendendo la partita. Vedo il minuto di silenzio per Cudicini e lei mi chiede perché stanno facendo il minuto di silenzio e leggo sullo schermo per Cudicini così. E mia moglie, che ovviamente del calcio non se ne frega niente, dice: ah, per Cudicini lo fate, non lo fate per Daniele? Per capirci, no? Quindi... Io ho letto che la società sportiva infatti sembra un gesto insomma. Comunque, chiuso questo, il punto è che sono esseri umani che hanno dei sentimenti che sono rispettabilissimi, sacri, io non entro nel senso, e non conta solo una maglia, perché prima di tutto sono esseri umani. E come loro hanno sentimenti, i tifosi hanno dei sentimenti anche barbari, perché poi tu ora qualcuno manda qualche screenshot di gente che ha capito poco della vita probabilmente. La vita è un dono che abbiamo, intanto non è automatico che nasciamo, ragazzi, non dimentichiamolo mai per dire questa cosa. Ed era importante dirlo, quindi, perché ovviamente il tema è il tradimento come è stato dipinto per tutti questi mesi di Kvaratskhelia, e anche lì è molto bello sentire proprio, uso un termine che ho sentito in inglese dai vari colleghi, perché è molto diverso il calcio raccontato all'estero rispetto a quello che in Italia, che hanno detto quello che noi tradurremmo: bisogna sentire le due campane, no? In italiano, un'altra espressione, però l'espressione che tu conoscerai molto. Allora, Kvaratskhelia, sì, huge, no big, no? Huge è proprio enorme. Traduco bene, Valerio? Cioè, huge, assolutamente sì. è un huge player. E dicevo, è strange, hanno detto, che il top player della Serie A dell'anno scudetto ha dovuto elemosinare, loro hanno detto 1.100.000, questo rinnovo che gli è stato sbattuto in faccia. E dice, quando, sempre per tradurre dall'inglese, traduco in italiano come fra noi, aveva tutti i riflettori del mondo puntati addosso. Vedi vedere le cose da un'altra prospettiva. Uno deve ricostruire temporaneamente cosa è successo. Napoli vince lo scudetto, li è nominato di tutta la Serie A. È vero che è stato preso una piccola squadra, eccetera, quindi aveva uno stipendio, come dice il Vate, chi di noi prende quello stipendio? Ok, però tu sei andato molto al di là di qualunque rosea aspettativa, ma anche per quello, se tu hai tutti i riflettori del mondo e sei entrato nella short list del pallone d'oro, mai successo, apriamo e chiudiamo una parentesi storica, all'epoca di Maradona i giocatori sudamericani non entravano, non potevano essere votati nel pallone d'oro, se no Maradona l'avrebbe vinto ogni anno, invece non l'ha mai vinto, gliene diedero uno rappresentativo, erano solo quelli europei, chiusa parentesi storica. E quando hai tutti i riflettori del mondo puntato, una grande società chiama subito e non fa quella dichiarazione, è dove io vi Houston abbiamo un problema, non avremo un problema, abbiamo un problema. È il problema. A questo punto bravo Conte, l'altra buona notizia per cui si è andato via, perché situazioni del genere sono stancanti. Un allenatore come lui vuole allenare, vuole vedere i giocatori sul filo e pronti, anche se non hanno giocato come Spinazzola tanto, però poi hanno risposto bene. Juan Jesus è un giocatore di grande spessore. Conte oggi si è anche tolto di sassolini, lui l'ha ascoltato, ha detto io qua sentivo, ha usato un linguaggio molto pulito, perché ha detto, però se avesse voluto dire come lo trattano, ha detto ma io non avevo, voi avevate dubbi, e lui lo allena, ha detto. Quindi questa situazione è molto destabilizzante. Se lui ha detto un fulmine a ciel sereno crea della distrazione, può creare non il malumore all'interno di, ma proprio della distrazione, perché poi per esempio adesso si sta allenando Kvara oppure no? Domanda, perché nel famoso gioco delle coppie
E invece la squadra ha risposto bene, nonostante la lunga ormai assenza di Buongiorno, che già si fissavano le date, torna lì, torna 2 mesi, starà fuori secondo me, 1 mese e mezzo sicuro. Il fallaccio che ha subito mi piace molto arrabbiare. Welcome to the Olivera community. l'altra volta, e c'è costato Spinazzola l'ha sostituito egregiamente, eccetera, però oggi 5 sostituzioni, 3 di colpo addirittura di Conte, sono gesti importanti non solo per far entrare un pochino in partita anche gli altri giocatori, perché 15 minuti oggi di riposo, 10 no, 5-6 partite e tu quei C'è della 60, live in 70 questo minuti di supporto. Vado. Giancarlo ti dice, e ringrazio: caro Guido, Daniele può stare al Napoli come la figlia di Vilfort della Danimarca 92. Un caro saluto e comunque un plauso all'umanità. Io questo è un passaggio che non conosco. Quindi è vero che non è il Verona la squadra su cui tu devi tarare il tuo campionato, chiaro, però intanto tu prima devi vincere le partite, però è capitato in una settimana particolarmente turbolente. Chiudiamo così questo intervento fin troppo lungo, perché se il nostro allenatore dice che è un fulmine al ciel sereno, noi la conosciamo l'espressione fulmine al ciel sereno, non è che la dobbiamo spiegare. Questo può togliere energia, può togliere concentrazioni, può togliere se tu sbagli la competizione. Ragazzi, il campionato si decide adesso, in queste 4 partite, nel bene e nel male. Fortunatamente non si decide più la Champions League, perché Napoli deve uscire dal campionato, cioè adesso lui si fa il suo bel percorsino e in Champions League facciamo gli scongiuri, la squadra è diventata solida, è consapevole, a meno che veramente se non se li vende tutti, dovremmo avere la testa per andarci, perché ormai la squadra si è inquadrata, ha consapevolezza delle sue capacità. Però l'Inter affronta delle squadre che sulla carta più facili, e il Napoli ha la partita con l'Atalanta, con la Juve, l'Atalanta affronta la Juve, la Juve affronta il Milan, cioè le prime 4-5 hanno scontri diretti, mentre l'Inter no, che deve sempre recuperare 2 partite, che può vincere, può pareggiare, può perdere, quindi è il momento cruciale delle partite del campionato. Perderlo proprio per distrazione di mercato sarebbe stato deleterio. Non è avvenuto, bravi a tutti quelli che lavorano nello staff, da Conte, i suoi collaboratori, i giocatori. Questo è secondo me, quindi una vittoria che pesa di più rispetto a quanto pesava già prima per la classifica Guido. Insomma, su 3 tu pareggi con l'Atalanta, diciamo ti allontana dalla lotta scudetto, però per la classifica sono più 4 e più 3 e cominci a avere un tesoretto per amministrare anche un inciampo, non è male. Chiaro che per chi sogna lo scudetto a Bergamo, se vuoi vincere lo scudetto devi andare a vincere. È chiarissimo. Guido, leggilo so questo. No, io ti sento, c'è solamente un delay, tu mi senti con leggero ritardo. Questo messaggio era comunque per te. Io non so, non conosco l'episodio, quindi puoi intervenire solamente tu. E Ecco che cosa qua, dice, scusami? lo ha spiegato. La figlia di Vilfort, campione d'Europa con la Danimarca sì. 92, chiese al padre di vincere per lei. Sì, Questo non lo no, sapevo. di detto pare che anch'essa fosse legato a questo ragazzo, alla famiglia, cioè per chiedere la società sportiva Calcionato per aver autorizzato non un membro dello staff, no, a stare a bordo campo, ci sarà tutta una procedura, insomma, sicuramente legale, e questo abbraccio è molto simbolico, e pare che lui abbia fatto una promessa al bambino che si impegneranno tutte le partite per provarle a vincere. Non sarà facile, l'Inter è molto più forte, Napoli la rosa più profonda, la società più forte, c'ha Marotta Righe, cioè. Io questo campionato con le 3 Juve, no? La Juve è 1.1, 2.2 e la -1, non godendo la juventinizzazione etica e morale, disetica e morale, se potessi usare un neologismo orrendo che ha attraversato l'ambiente nell'ambiente napoletano, ma io mi tengo distante da questa juventinizzazione orrenda. Però invece parlando sul calcio ci sono tante cose belle, per esempio dalla prima giornata noi
abbiamo addirittura questa coincidabile adesso, poi possiamo dire oggi il Napoli, a parte un paio di sbavature, soprattutto dettate dal fatto che il Verona giocava sui nostri gas di scarico, cioè non ha neanche sotto di 2-0 ha alzato di tanto il baricentro, è rimasta sempre molto bassa, quindi se c'era una palla non filtrato un rimpallo provava a ripartire. Il più grande pericolo qual è stato? La saponetta di Meret su quell'uscita bassa, no? Però grandissimi pericoli abbiamo sprecato con McTominay, con Anghissà che proprio ha fatto un super gol, il salvataggio poco prima della linea sul tiro di testa Rachmani che la prende di spalle, non di testa su quell'altro tiro di testa. Però è stata una partita in totale controllo del Napoli, è un 2-0 molto diverso rispetto a degli 1-0 dove tu dici hai rischiato all'ultimo, la squadra troppo speculare, è cresciuto il Napoli, sta crescendo, non sappiamo se crescerà ancora, quanto velocemente di quanto, ma è cresciuto, dobbiamo dirlo con serenità, come che non siamo onesti intellettualmente. Guido, salutiamo Mario delle Vedove, che tu ricorderai, il nostro, non lo chiamo nemmeno più Marietto perché nel frattempo cresce e quindi non mi sembra neanche giusto chiamarlo Marietto. Mi sembra molto poco juventina questa cosa, ciò che ha fatto il Napoli oggi fuori dal campo, cioè molto molto bella. E nel frattempo ho recuperato un po' di messaggi che ti volevo girare, poi vediamo di migliorare l'audio in qualche modo, se devo pensare, perché è un peccato che alcuni passaggi si perdono. Oggi grande partenza in entrambi i tempi, una delle prime partite dove ho visto dei rientri corali velocissimi nelle varie ripartenze del Verona. Che bello non fermarsi dopo il vantaggio. Questo penso sia un richiamino alla Juventus. Sì, è vero, ma a parte che non è il Napoli di Spalletti, poi questi paragoni non hanno senso, lasciamo quelli che litigano Allegri, Thiago Motte, cioè. Però ci sono stati delle azioni dove Lobotka, anche Juan Jesus un paio di volte, hanno interrotto una possibile ripartenza, quindi Napoli continuava a essere alto, chiusure preventive, cioè se un Napoli solido, no? Tra l'altro con due giocatori di difesa nuovi rispetto ai titolarissimi, no? Perché ricordiamo, Buongiorno stava facendo molto bene prima dell'infortunio in allenamento, quindi nulla di a parte la partita che ha sentito malamente, quella a Torino, eravamo molto contenti delle prestazioni di Buongiorno. Olivera, tu l'hai sottolineato, cioè chi se lo aspettava, quindi due giocatori in difesa, cambia su 4, non sono pochi, e quindi significa che c'è un lavoro, come dice Conte, noi ci alleniamo ragazzi, non alleno solo, è una piccola frecciata la squadra titolare, quindi è vero, hai tolto, per tornare all'osservazione più che una domanda corretta del nostro amico, hai tolto proprio ossigeno al Verona, spesso e volentieri ci sono stati dei momenti dove anche se potevi farli ripartire subito gli hai tolto l'ossigeno, l'azione moriva lì e il Napoli continuava a rimanere alto, mancava qualche volta l'ultimo passaggio. Napoli, ragazzi, per Kvara non è dice abbiamo Neres, tu prima avevi Neres e Kvara, due giocatori di qualità, questa contrapposizione abbiamo lui, non ne abbiamo bisogno, no, Conte l'ha ripetuto più volte, perdiamo un giocatore di qualità, perdiamo un giocatore di qualità, all'estero lo vedono un giocatore di qualità, sarebbe chiaro che se c'è attrito tra lui e la società, però da un punto di vista del campo c'è un passaggio importante di Conte, che poi è un passaggio che qualunque allenatore farebbe, no? Ho detto io ho imposto delle rimanenze perché io delle certezze tecniche le dovevo avere, lo fece anche Ancelotti con 4 giocatori, no? E tu parti da delle certezze tecniche, perché intanto sai che sanno giocare a pallone, non è detto che si riprendono di testa perché un giocatore può essere sbacato, però intanto sai che quei giocatori hanno delle qualità tecniche superiori alla media, quindi non è il fatto di non essere più napoletani ma juventinizzati, il fatto di essere ingrati, volgari, eccetera. Qua si parla di un giocatore che sa giocare a pallone, ricordiamo, a 23 anni, cioè fra 8 anni è quando Insigne ci ha lasciato a quasi 31 anni, fra 8 anni, quando lui è andato a Toronto, fra 8 anni, cioè fra 2 contratti più 3. Non dimentichiamo, c'è tutta una carriera davanti e poi a 31 anni può firmare il contratto della sua vita, ma appena iniziato la sua carriera e ha già vinto uno scudetto con
perché ovviamente si sta facendo, ma sono 6 mesi, una demistificazione umana del calciatore che è stomachevole. Poi ha Domanda. un diritto di andare. Prego. Secondo te Conte aiuterà a migliorare anche dal punto di vista manageriale, contratti, rinnovi, comunicazione? Della comunicazione, nì. Anche se lui, a mio gusto personale, non era quello che il mio allenatore preferito anche dal punto di vista della comunicazione, l'ho trovato molto migliorato. Io, la conferenza stampa che ha fatto prima di questa partita è effettivamente un capolavoro, è stata apprezzata anche all'estero. Un Conte di qualche anno fa, neanche tantissimi anni, avrebbe sbottato in tutte le maniere possibili e immaginabili. Quindi anche da questo punto di vista una maggiore riflessione, maturità. A Napoli sta acquistando una cosa che lui non aveva, un pizzico di ironia, si vede che non è proprio la sua prima predisposizione e capacità di linea, però la sta. Quindi se voi ci fate caso, le conferenze stampe sono, facendo la parte tutta dei discorsi, domande banali, lasciamo da parte questo, non offendiamo nessuno, sono abbastanza dominati da Conte, cioè è lui che ha lo scettro del comando. Non stiamo subendo polemiche. Quello che pure lui ha dominato, quel famoso finto sfogo dopo la partita con l'Inter, ma cioè, lì è un capolavoro di intelligenza strategica. Anche oggi ha lanciato un messaggio volendo a Marotta, quindi da questo punto di vista, da un punto di vista manageriale, lui oggi ha ammesso di non aver inciso, anche quasi addirittura, non dico chiesto scusa, ma è stato un punto molto schietto e sincero. Non è detto, può darsi servono gli anni, più del tempo rimangono personaggi di qualità come lui, come Oriali, con un certo tipo di impostazione, e più si può far bene. Per adesso questa conferenza e queste cose là hanno testimoniato che non ha inciso. L'ha detto lui, lui oggi ha anche voluto chiarire, ha detto: guardate, io non mi sto scagliando né con l'uno né con gli altri, semmai sono io che ho fallito, quindi è presto. Vedremo quando il famoso ritorno di De Laurentiis, che deve parlare con il Vase dello stadio, eccetera eccetera, che cosa ne esce fuori. Per adesso, se ci fate caso, è una delle stagioni più tranquille del Napoli, perché poi avere questi personaggi imprenditoriali, io ve l'ho detto, hanno un peso specifico enorme. E anche questa questione di Kvara, prima di ieri, da un punto di vista interno, nulla è uscito. E sono state settimane di quelle persone che poi ci fanno le liste di prescrizione, ci dicono come ti fare, come là, che ricordiamo con Garcia diceva che era un imbecille perché Kvara non lo sostituisce manche se sta su una gamba sola. Le stesse persone adesso dicono che deve andare via, e poi ci fanno la morale sulla coerenza, sulle cose, cioè. No, perché te lo ricordi, no? E come no? Tutti, diciamo. Io e alle volte sostituisce manco con vado in difficoltà, perché poi quando alcuni personaggi sono in live 24 ore su 24, tutte le trasmissioni, tutte le radio, tutte le cose, io tutte le cose che dicono non riesco a ricordarmele, ma ci sarebbe da prendere appunti e poi fare il resoconto. Veramente si perde tempo. Guido, un'altra situazione che ti suggerisce Fabio: come da noi paventato, anche con molti dubbi, la preparazione di Conte sta dando i suoi frutti, le altre sembrano faticare, il Napoli molto più brillante e integro. Le squadre di Conte diano il meglio fisicamente da gennaio in poi. Solo io vedo questa cosa oggi, o è una mia impressione? Io poi ti preparai in diretta poi l'altra volta quando me ne sono andato, perché non sono soddisfatto quando c'è qualcosa che manca, eccetera, quindi subito faccio vedere un cartello. Allora, il Conte che stiamo avendo a Napoli, perché vi ho detto io non ero particolarmente appassionato, non è questione che Juventino eccetera, era un po' arrogante. Non abbiamo trovato in questo momento di questi primi 6 mesi un Conte arrogante, non lo puoi dire. Poi Napoli ha giocato male, altre cose, questa guerra di Guelfi e Ghibellini, di vari siti, cioè mi tiro fuori, perché io sono troppo innamorato dello sport in senso più puro
e quello, anche questi litigi tra stessi napoletani e addetti ai lavori mi annoiano, quindi me ne tiro fuori. Quindi prima cosa, no, che il fatto che sia un lavoratore di campo, ve l'ho detto, io vi feci notare, guardate, proprio perché è un giocatore offeso al di là dell'aspetto tecnico, anche in maniera molto volgare, ma anche umano, Juan Jesus, detto, quello viene e gioca come se non fosse, ed è anche uno dei più grandi, non è un ventenne, come se fosse successo niente, non ha chiesto di uscire, non ha crampi un attimo, subito dopo esce l'intervista e lui dice: Conte o mi sta allungando la carriera o me la sta accorciando, ma io non mi sono stancato, eccetera. E non vediamo giocatori a fine partita che si abbassano i calzettoni, che hanno bisogno del compagno, già un piccolo, li vediamo in altre squadre, nonostante il Napoli corra, giusto l'osservazione di Fabio, molto di più del Napoli degli altri anni. Non è detto che corre di più significa molto, nel senso, perché puoi correre male, cioè. Però il Napoli corre 114 km e mezzo di media, cioè l'anno scorso correva 108, l'anno precedente 107 e ha vinto lo scudetto a 90 punti, ragazzi. L'anno prima 105 e l'anno prima 111 e non vado a 108 l'anno prima e 108 l'anno prima, poi non faccio sembro Salvini, no? Per darvi molti anni di seguito, quindi è un Napoli che sta correndo 7, 8, 6 km di media in più a partita, e sono dati scientifici veri, cioè numeri che poi non significano nulla, però non stai vedendo giocatori stanchi. Vero. Significa che sono allenati bene. Significa che sono allenati bene e significa che si allenano bene, perché poi tu devi avere anche la testa e la concentrazione, perché poi devi trovare la motivazione, giochi meno, giochi poco. Saluto il Club Napoli Strasburgo che è tra noi e dice: avete notato Neres inizia pure a difendere. Io non l'ho notato oggi, nel senso, Neres da quando poi è entrato nelle rotazioni con più continuità, io la fase difensiva di Neres l'ho vista, come ho visto quella di Kvara, come vedo quella di Politano, ovviamente. Quindi per me Neres questo era un falso problema. Però Conte ce l'ha detto, Guido ha detto Neres è un altro giocatore rispetto a quello che ho avuto a inizio, quando è arrivato, che si è mentalizzato molto. Ma noi siamo contentissimi. Quello che io non predico, non faccio liste, non strappo centralini, ha detto: ma godetevi partita dopo partita. Qua sembra che lo scudetto, se non vinci, tristezza infinita, fallito. Quanto è anche bello vedere di settimana in settimana questa cosa nuova, questo è migliorato. Oggi Conte, rispondendo a Ferrara, ha fatto notare: guarda, cosa che vi dissi io, guardate che Napoli non sta giocando 4-2-3, sta giocando 4-2-2, e lui oggi l'ha detto. Poi ha detto: non pensiamoci sui numeretti, cioè. Però ho detto, noi ci siamo arrivati a un percorso, è vero che quello sembra l'abito su misura del Napoli, chiamiamolo il 4-3-3, però con Conte è stato un processo anche quello molto, molto lavorato, e uso il termine lavorato perché ci sarà un grande lavoro settimanale sui singoli, sulla tattica, sulla tecnica, sullo studio degli avversari. Ormai ogni allenatore ha staff di allenatori, uno pensa ancora veramente al calcio che c'è l'allenatore che fa tutto, invece ci sono compartimenti, si arriverà un po' come nelle NFL. Ti ho fatto vedere questo schemetto che ti mandai, perché zoom, così ce lo possono prendere. Però citate che questo fatto delle distanze, a me che mi fregano tutte le cose non frega niente, mi dispiace solo per Valerio, ne hanno fatto di porcate, scusate il termine, perché poi io ho dei trucchi per sapere quando facevano delle porcate. Però il fatto che di colpo, dopo non so 20 anni, sono comparse le distanze metriche dei giocatori, è un lavoro che è stato fatto qua da due mostri, e tra l'altro con tutte le difficoltà del caso, ma con tutta la conoscenza della trigonometria del caso. Ho detto, ogni tanto potrebbero dire che non è vero che internet è tutto schifezza, ci sono anche dei siti come in altri campi, musicali, informatici, che sono dei punti di riferimento, perché c'è gente capace, piccola chiusura per dare a Cesare quel che è di Cesare. Ho detto, finché lo fanno con me, guarda, ci sono abituato. Prego Valerio, perché volevano sapere se le squadre di Conte scendono nel girone di ritorno. Esatto. Certo, questo è lo schemetto. L'unico caso eclatante, diciamo, perché a parte il 46-36 dell'Internazionale
dove mollò un po', però anche l'anno del Covid, diciamo, pre-Covid, insomma, poi quando tu c'hai 1, 2 punti, 5 punti non è un crollo, perché tu stai controllando il campionato, detto là. Quindi un caso eclatante è quel primo anno dell'Internazionale, il famoso scudetto del maestro Sadi con 83 punti, un campionato molto strano. Però diciamo, tranne quello, mantengono, diciamo, come vedete non è che c'è un grosso guadagno, però ovvio che se tu fai 44, 52, 49 punti in genere andata, se ne fai gli stessi punti vinci con numeri enormi, cioè, quindi anche se hai perso 5 punti, ma partivi da 49, partivi da 44, partivi da 50, detto, devi vedere anche da quanto parti. Quindi diciamo che pure Napoli crolli a 36, gli 80 punti li fa, si tratta di capire adesso le prossime, ragazzi. Le prossime, ve l'ho detto, 4 più 4, no? Gli ultime 4 del girone di andata e le prime 4 del girone di ritorno, non che finisce lì il campionato, però per come è costato il calendario del Napoli, per noi questo era il momento decisivo. La prima parte di questo momento decisivo, promosso e pieni voti. Vediamoci la seconda. Domanda sfiziosa di Danilo. Chi avrebbe vinto tra il Napoli di Spalletti e questa Inter? Lui dice spoiler, l'Inter. Il Napoli di Spalletti, forse sulle 38 partite, calcisticamente parlando, dai, anche perché l'Inter di Inzaghi non era tanto inferiore come giocatore e noi gli abbiamo dato anche uno Zelinski, cioè, dai, punto a punto. Sono le cose che appassionano i tifosi. Noi possiamo dire che il Napoli di Spalletti ha vinto, che questa Inter è favoritissima. Io vi ho detto, l'Inter è favorita al 90%, se proprio fallisce la Juve può essere acquattata, la Juve si è impiantata. E quel famoso pareggio che mi avete attaccato a lei, che io dissi va bene a noi, fa male a loro, è proprio la chiave di lettura. Può impiantarsi, l'Atalanta continua, ma io non vedo un'Atalanta che riesce a reggere, arrivare ai 90 punti, agli 89 punti fino alla fine del campionato. Potrò sbagliarmi. Se poi l'Inter, che ragazzi, negli ultimi 9 partite ne ha vinte 8 e solo noi l'abbiamo fermata e ha fatto 25 gol e 2 subiti, non deve vedere gli avversari. Però noi siamo lì e tra l'altro un anno di ricostruzione, tranne determinati personaggi, noi non abbiamo nessun obbligo né morale né calcistico né di bilancio né di nudo che devi per forza vincerlo questo scudetto. E il tarlo che è stato messo a determinati tifosi, ma non dovrebbe esserci quest'ansia, perché dici una squadra che parte da meno infinito, meno 41 punti rispetto all'Inter l'anno scorso, decima, che ha fatto un mercato tardivissimo, alla terza giornata, a tutti De Laurentiis sta perdendo tutte le battaglie in Lega, addirittura ha dovuto ritirare il ricorso che ha fatto per non incorrere nella squalifica nei punti di penalizzazione, cioè sono tante componenti che vanno comprese. Quindi io spero che non subentrino attriti seri in società che fanno sbottare l'allenatore, perché per me questo episodio è un episodio che sta in agenda e al momento opportuno bisogna vedere se pesa in un futuro da un lato o dall'altro, quindi bisogna vedere come va a finire. Per me nel cinema ci sono dei film che sono spartiacque, no? Roma città aperta, 2001, eccetera eccetera. Questo secondo me è un momento spartiacque dell'esperienza di Conte, questo momento societario, è una mia impressione. Guido, io questa domanda io non so rispondere. Può essere che l'ultima sostituzione ad aver fatto traboccare il vaso anche nel rapporto Kvara-Conte. Io quella sostituzione dopo il famoso tiro col Venezia di cui parlano tutti, che è un tiro forzato come li fanno tutti, io non ci ho visto da parte di Conte una sostituzione punitiva. Per me era una sostituzione logica per far rientrare Politano con Kvara ancora acciaccato. Molti la stanno vedendo come una cosa, un momento di spaccatura. È come quel ragazzo che ha cominciato a fare tutte delle ipotesi su Marin, ma no, Guido, là, io dice vabbè, siamo arrivati a 12, 13, 14, 15, 18, diciamo, su 20 partite di campionato, Rafa Marin non ha giocato manco una. È più facile credere
Guarda, Credere a Babbo Natale è anche bello e divertente. Io perciò ho la barba, faccio divertire i bambini, eccetera. Chiedere a queste cose qua. Piccolo schemino che ho preparato, Valerio. Ah. Eh sì, mica qua stiamo a pettinare le bambole, ragazzi. No, ma sempre tu lo devi lanciare, non io. Eh sì, l'ho messo. No, non lo vedo. Com'è che non lo vedi? Non lo vedo. Questa è la magia di questo nuovo programma. Tu sei dentro, io non ti vedo. Schemino pronto, io non lo vedo. E quindi così. Nel frattempo prendo una nota interessante di colore. Vedi A un po' se domanda adesso su lo Kvara. vedi. Adesso lo vedo. A domanda su Kvara, a Politano alla Rai, lui risponde: ci hai parlato? Non tanto. Lui parla poco italiano e io poco inglese. Abbiamo avuto poco dialogo. Curioso. Secondo me, più che una nota di colore, questa è una nota importante. Qua mi ricorda un pochino la solitudine di Lozano. Non lo so se questa cosa può avere avuto un peso anche. Anche perché non abbiamo Mertens, quindi. Allora, questi sono i giocatori, anche qualcuno che adesso non è in rosa, però di fatto il cartellino c'è il Napoli in prestito. Attenzione, lo vedete lo schemino? Sì. Che Napoli è una squadra un po' strana e da tenere sotto osservazione, perché è una squadra, come Valerio fa giustamente, saggiamente notare, con un'età media particolarmente avanzata, sia diciamo più una squadra che tutti i 25, però è una squadra che ha pochi giocatori di lungo corso del Napoli. Chiaramente Di Lorenzo adesso è il giocatore che ha più presenze, Osimhen non è più un giocatore del Napoli, no? Vedete, cioè, se Kvara andrà via un altro centenario, 107, però ho detto ci sono pochi giocatori che hanno più di 100 presenze. Anguissà, tra l'altro non si parla del rinnovo di Anguissà. Il 3 febbraio Anguissà può firmare con qualunque altra squadra. Ogni domenica, io lo dico, ci stiamo avvicinando. Io mi arrabbierò molto quando succederà questa cosa qua, perché proprio non se ne parla, non è che dici no, ma sono vicine le parti, c'è la cava. L'ho lanciato su Twix questo discorso e aspetto poi risposte. Perché se mi dicono c'è una clausola a favore del Napoli, io risponderò: non avete capito niente. Perché anche avere il contratto di Kvara che scade nel 2027-2028 non risolve la situazione. Quindi avere la clausola, mandare la PEC non è una soluzione. Noi da là dobbiamo imparare. Nel novembre avevano detto che il Napoli gli aveva fatto firmare un contratto di 3 anni per premiarlo la sua fedeltà, perché di nuovo sempre siamo alle solite, conosciamo tutto il giocatore, anche i dati fisici, no, degli allenamenti, il suo comportamento esemplare, tra l'altro stagione pazzesca che sta facendo Anguissà, quindi non puoi dire un giocatore in caldo di rendimento, uno dei meno anziani, no, come età media, perché più giovane di Di Lorenzo. L'anno non è l'anno di nascita, ma è l'anno in cui della campagna acquisti. Quindi sono giocatori, cioè quando le cose vanno male, su chi ti affidi? Se ti affidi sui giocatori di esperienza, se tu non ne hai manco uno, se alla fine rimarrai solo con Di Lorenzo, no, non è, cioè le squadre devono avere una componente di grandi vecchi, una componente di giocatori che diventeranno i grandi vecchi e una linea giovane. Non può avere tutti i giocatori intanto di età media elevata, ma nessuno di lungo corso del Napoli, perché però finisce i buchi che sta avendo la Juve, il Milan che ha avuto difficoltà quando fece a 0 tutti, e sono considerazioni che forse manca un Lobotka. Aspetta, quello fu acquistato in inverno, non stiamo a pettinare le bambole, Valerio. Vedi Francesco, era pronto Guido. Certo, qua è il rispetto nei confronti della community. Lascio a note trasmissioni dire che il Napoli è stato 4 volte campione d'inverno, è stato 5 volte campione d'inverno in Napoli. Ecco, vedi Danilo, vedi, bravissimo Guido, approfitto perché questo è proprio il discorso che faccio io. Il rinnovo di Anguissà in unilaterale, nel senso che il Napoli decide se rinnovare o meno. Questo è l'inizio della fine. Se tu ragioni sul fatto, cioè ho io il contratto in mano, arriva un momento in cui Anguissà potrebbe dire ma a me non piace questo tipo di... anche se lui ha firmato, e all'epoca se tu hai firmato non puoi, poi non c'avevi la pistola puntata contro, eccetera eccetera. Qua può crescere il Napoli. Questo è un momento in cui il Napoli può crescere e dire probabilmente ci sono dei gesti che io devo fare al di là delle clausole, al di là dei contratti firmati, che mi aiutano a non trovarmi in una situazione scabrosa. Mertens con la PEC andava fatta o andava fatto con una situazione un pochino più logica. Questo è proprio lo spunto che mi dà però questo è che tu ti scontri con una narrazione che fa il lavaggio
cervello le persone. La gente non capisce che non è che io sto facendo il tifo per l'uno e per l'altro. E questi sono invece il campionato di acquisti in inverno, quelli ancora in rosa, ragazzi, perché sennò non sarebbero lunghissimi da far vedere tutti quelli, anche perché non ci interessa chi. Ah già, perché poi Rachmani fu preso, fu lasciato. Sì, esattamente. Ma senti, io ho visto, ma qua direttore Meluso, ma quelli là... Ah, quelli là non, di prima... non è una gaffa che si è scritto De Laurentiis, perché di fatto lui lo perché fece. non c'era, hai ragione. Hai ragione. È la finezza. No, sul fatto il Napoli è stato campione d'inverno, giusto per completezza, perché poi vedi come fai a scontrarti con chi ha un'opinione pubblica, numeri enormi, complimenti per i 25.000, però nell'anno del primo scudetto, l'anno dopo fece un girone andata quando purtroppo abbiamo perso quel infausto 1 maggio, no? Con la sconfitta 2-3 con Milan, però il Napoli era campione d'inverno. Poi è stato campione d'inverno 2 volte con il maestro Sarri, nel 2015, 2016, nel 2007, 2018, come dicevano Peter Scatoli, 91 punti. Napoli fece 48 punti in generale andata e 47 la Juve, e poi è stato campione d'inverno con Spalletti 50 punti. Quindi il Napoli è stato campione d'inverno 5 volte, non 4 se vogliamo fare gli storici, però come fai a scontrarti con l'opinione pubblica, che poi è come poi ormai quello è successo per il campo di medico, eccetera, che i negazionisti erano quelli che dicevano la verità e gli altri erano quelli che dicevano bugie. Abbiamo invertito, tranne ovviamente minchiate, no? E tra l'altro su queste 5 volte non sempre è andata bene, no? È chiaro. Avevo recuperato un'altra domanda. Luigi ti chiede, considerati i titolarissimi attuali, in quali ruoli si potrebbe fare un upgrade? Secondo me Lukaku e Politano, che ne pensi? Io penso che quelli sono, in questo momento, in questa campagna acquisti, non saranno i ruoli dove si interverrà. Credo, poi si è visto che c'è stato uno scambio sui portieri, che facendo gli scongiuri, salvo necessità, Meret è il titolare inamovibile del Napoli, anche lui in scadenza, è fatta, però il Napoli non ha ancora vintato. Poi sono come i progetti degli stadi, chi li vede e chi no, però ancora non li vediamo, ma noi comuni mortali siamo contenti quando rinnoverà. Certo, se rinnova di nuovo un anno più uno significa che entrambe le parti non credono né all'uno né all'altro, nel senso che Meret non ha tutto questo mercato. Se avesse veramente, lo vuole il Liverpool, sarebbe sicuro, vengono l'Inter, e il Napoli non è che dice io questo è il mio portiere del futuro, 5 anni di contratto, tutto sommato non è ancora 30 anni, per i prossimi 5 anni io sto a posto in porta, quindi anche se sarà l'1 più 1 hai risolto che non lo perdi in scadenza a giugno, però non è un segnale di fiducia reciproca, se vogliamo fare, non è che stiamo attaccando i ragazzi, è un fatto normale, perché se tu ci credi e di nuovo conosci lui, come si allena, tutto, conosci il ragazzo, quello che mangia, che cosa aspetti di Anghissà, raga? Ma che cosa aspettiamo? Se è vero che si doveva premiare il ragazzo, ma lo devi premiare il 30 di gennaio? Cioè ci sono delle cose che poi uno si convince nella sua testa perché si sconta con una massa dell'Istituto Luce, eccetera, però in realtà non hanno nessuna logica neanche di manageriale. Poi ci sbaglieremo. Lo storico del Napoli ci dice che quando succedono queste cose vanno a finire male. Io spero di no, perché tra l'altro valla a sostituire Anghissà pure l'anno prossimo, nel senso non parte a gennaio, però ne devi sostituire proprio tanti, e non è che tu hai tutti questi soldi, si fai la Champions, 50 milioni di tesoretto, ma se frattesi l'Inter vuole 75 milioni frattesi, per dire, e per sostituire Anghissà un giocatore di 40 milioni li devi spendere, e ti sei giocato il tesoretto della Champions per un terzino di sostituto di Lorenzo Olivera e un centrocampista, con una rosa che ha tutti trentenni. Infatti sì, questo è un problema. Infatti io quando sento Casadei, Garnacio mi esalto, e quando sento Chiesa e Danilo mi preoccupo. La risposta che faccio alla domanda, sì, sono pienamente d'accordo con quell'osservazione, nel senso io li interverrei, ma non credo che si interverrà adesso su 2 titolari inamovibili. Questa è la risposta seria. Secondo me è giusto quello, perché lì puoi migliorare
però non la vedo proprio in predicato in questi mesi. Anzi, ancora non si parla di Danilo arriva dopo la Juve, ma questo è un segno di debolezza del Napoli, di forza della Juve, perché tanto affronti l'Atalanta, che è una squadra molto fisica, e dove paga Dazio Juan Jesus, e nello scontro fisico 1 contro 1, perché è un giocatore molto elegante, molto pulito. Oggi di nuovo una partita pulitissima, tiene bene la linea del fuorigioco, non fa cappellate nel rilancio del pallone, lì chiude bene, difende bene nella zona, là. Però nello scontro, all'arma bianca, per usare un termine letterario, lo sappiamo che gli pagherà. Tutti i giocatori sono uguali. Chiellini era un giocatore molto meno elegante, però veniva esaltato, però ti tiravi i capelli a Cavani, eccetera. Ricordate la finale dell'Europeo, no? Se un altro po' se lo portava a casa il giocatore. Sacca, come no. Faccio rispondere a Pamper Focaccia, che dice: comunque ad ogni sostituzione Kvara faceva sempre il giro di campo mostrando uno scontento nella sostituzione. La mia domanda era relativa allo stato d'animo suo. Sì, poi il giro di campo, poi non è che lui... Valerio Conte l'ha detto che lui non è contento che fa. Io non so perché la gente si vuole comunque innamorare. Oggi gli hanno fatti complimenti anche nello studio. Gli hanno detto: mister, complimenti per questo nuovo modo. Guarda che è una brutta frecciata nei confronti dei colleghi di fare comunicazione, sempre schietto e onesto là. Voi dovete leggere invece quello che uno dice, no? Cioè Conte ci ha detto che non è contento, che lui ha costruito il progetto non solo calcistico e tecnico umano attorno a lui, che ha provato di motivarlo. Quindi io non penso che hanno avuto tutti questi screzi, questi litigi eccetera. Questa è una cosa che lui ha ereditato, perché l'anno scorso e l'anno dopo lo scudetto, e comunque voi non sottolineate le dichiarazioni di De Laurentiis, che sono sempre state fuori luogo. Trovatemi una dichiarazione del genere di Marotta, che è sempre meglio fuori, anche quando parla degli armi, non è mai spigoloso, non attacca mai allora, tranne Insigne, quella cafonata, mi dovete dire quale giocatore del Napoli, non dico è stato meno salutato con educazione, non è stato insultato, Pepe Reina, Albiol, Monterville, anzi no, ma è stato ciao a febbraio che andò in Cina, tra l'altro De Laurentiis che di nuovo litigò con i cinesi, con quei tweet tutti, Mertens come uno sconosciuto, cioè il capocannoniere della storia del calcio Napoli, Gulane, nessuno. Maggio, ancora aspettiamo. Lombardo dice: abbiamo preparato una cosa speciale per maggio, sto ancora aspettando. Io ho detto: uno, mi dovete dire, Guido, tranne Insigne con quella coppa cafonata che non capisco, la coppa così lì c'erano altre, trovatemi un giocatore, e Cairon è umiliato dalla società, a parte che tra l'altro Guido, io penso che quella coppa era più per sfotto, perché era più grande di lui, non aveva senso, una coppa gigante, ridicolo. Cairon e Mertens non sono andati a fare le marchette in Cina, proprio la loro carriera continuano, cioè Cairon pure quando porti i bimbi a mare, perché sono nati a Napoli le sue figlie, tifano Napoli, così, hanno la maglia del Napoli e sono spagnole, parlano spagnolo, cioè, non hanno fatto le marchette, giocatori esemplari, non hanno dato nessun problema fuori dal campo, scandali, litigi, donne, cose, cioè niente. Ha avuto una generazione di calciatori in Napoli particolare, cioè pensate che cosa combinavano Vieri e Pippo Inzaghi, no? Sono leggende meravigliose, come diceva Lippi, un grande allenatore, li hanno chiuse di discoteche con tutti che dovevano tornare ad allenarsi, cioè. Quindi mi dovete trovare un calciatore del Napoli che noi tifosi abbiamo avuto, Zelinski l'ultimo l'anno scorso, abbiamo avuto quantomeno, non dico la gioia di salutarlo con dei grandi saluti come Gerald, eccetera, almeno non sia stato insultato. Se mi dite è normale in una grande società questo, cioè ormai noi quando perdiamo un calciatore dobbiamo sperare quantomeno che non si nomini, perché il default è che abbiamo mesi di insulti, addirittura le mogli, che Mertens ha chiamato il figlio Ciro, Madonna, che poi questa gente ci fa la morale, c'è tutta la scagli con un bambino neonato perché quello gli ha dato quel nome, ma pensa che basso livello l'ambiente giornalistico attuale, cioè te la prendi con un bambino, vabbè, che se l'ha preso col padre. Tra l'altro è diventata una mascotte di Galatasaray, perché vedete video su video e video, è bellissimo, diventa una sorta di mascotte.
Già lo metterei sotto contratto, Ciro Mertens, poi vediamo se esce talentuoso o no. Nel frattempo io faccio Ma l'opzione. io c'ho, addirittura ho messo il cavo LAN. Spiega, perché che non è un problema, dico, secondo me è tra il mio nuovo software e un fatto di computer. No, sembra uno, ci rimango male, sembra uno un pezzente, non c'ha, però, computer belli prestanti. Il cavo LAN, proprio perché detto così, se la wireless perde un po' di forza, eccetera, col cavo tu stai proprio stabile. E quindi sono mortificato, però cioè, più di questo, una volta mi collegai che stavo facendo una serata, però in un resort in aperta campagna, poi dissi ragazzi, oppure una volta dalla macchina che stavo guidando la Sicilia, vabbè, ma quelli sono collegamenti molto difficili, ti rendi conto che li può cadere però così no, cioè il collegamento è Guido, ottimo. un'ultimissima domanda che è pure interessante, ma poi devo andare a fare il marito. Valentina, secondo voi, avendo già l'esempio dell'andata senza Reteghi, che ora è fuori per forza di cose, si può trarre qualche vantaggio? È una situazione tattica che può crearci comunque problemi? Aggiungo io, stavi dicendo Juan Jesus sull'1 contro 1, quindi magari il non avere il punto di riferimento. Conte è un allenatore ambizioso, oltremodo, è oltre misura. Io non ho né il piacere né il dispiacere di conoscerlo, non sono un contiano, sia poi le merendine o altri ci accusano che siamo diventati juventini proprio noi, cioè, però la sua storia, quindi immagina quanto gli sia costato fare quelle dichiarazioni dopo la partita e la brutta sconfitta con l'Atalanta, cioè dichiarazioni di uno sportivo che comunque ammette che in quel momento, però lui sottolinea in questo momento, non è detto che in futuro. Quindi sicuramente il Napoli ha lavorato, poi in una partita, sempre nell'ambito di un campionato di 38 partite, però vediamolo con una partita singola, tu puoi perdere anche 1-0 con una cosa sfortunatissima, dominando, no, alla Thiago Motta. Noi ci auguriamo di no. Però insomma è un uomo ambizioso, intanto si è tolto i primi 3 schiaffi col Verona, perché Conte, potrei sbagliarmi, poi io sono un essere umano, di solito buona memoria, studio, ma mi sembra che lui nella partita di esordio non avesse mai perso, ed è uno che ci tiene a queste cose, quindi immaginate quanto fosse incacchiato alla prima di campionato, quindi insomma è una partita che prepareranno bene. Dobbiamo vedere se la squadra proprio mentalmente ha la stessa forza, proprio, ripeto, scusate la ripetizione della parola, mentale che ha avuto a Firenze. La Fiorentina, diciamo, potrebbe essere sulla carta meno forte. Giocatore più, giocatore meno, perché anche noi, casomai diamo Kvara. Come torna Olivera? Torna. Non ha avuto un brutto fallo, io me ne accorsi subito. Quella è espulsione, ragazzi. Meno male che non gli hanno rotto la tibia oppure il tendine d'Achille. Però non è che poi possiamo andare avanti tutto il campionato, meno male che non si è rotto Crevara, meno male che non si è rotto. Oggi arbitraggio anonimo, Verona fa 5 falli mi sembra, quindi pensa che partita pulita è stata. Il Napoli fa giocare bene anche da questo punto di vista che ha chiuso questa partita. Quindi è una partita tutta da vedere, dove mentalmente dobbiamo prima ancora che sul campo essere più forti dell'Atalanta, prima ancora che sul campo, e poi sul campo te la devi giocare. Il giocatore in più noi, in meno loro, in meno loro, in meno noi, poi vediamo. Vediamo anche cosa succede con la Juventus, perché perfetto, cambia tutto, ragazzi. L'Atalanta ci crede, se no non faceva quelle scelte Gasperini in Supercoppa. Infatti succede un triangolo un po' di come cose. Conte. Succede un triangolo di partite, perché poi noi abbiamo la Juve ed anche loro hanno il recupero. Allora, e chiudo questa cosa. Valerio è un ragazzo indipendente, libero di testa. C'è stato un periodo dove noi chiacchieravamo molto di notte, c'era qualcosa gli ho trasmesso di vedere il calcio, però insomma non è telecomandato come era Ambra, cioè ci tengo a sottolineare questo. E mi piace quando Valerio ormai ha fatto suo delle situazioni, e prima ancora che lo dicessi io, lui ha subito individuato questo 0-6 con l'Inter, con la Lazio, tu lo paghi, come noi abbiamo impagato in passato. No, non vi faccio, non bisogna, e vedete quanto l'ha pagato, no?
C'è intanto una partita in mezzo che non sappiamo come va. Un pareggio, in questo momento un pareggio a tutte e due, non succede nulla. Chiaramente per la Juve pesa tantissimo in negativo un ulteriore pareggio al Thiago Motta. Cavolo, per Gasperini no. Quindi c'è questa partita e tu devi vedere come ne esci con le ossa roste, ne esci stanco, ne esci saltato. Cioè, invece noi abbiamo una settimana dove Conte deve essere bravo a mentalizzare la squadra, e poi di calcio devi sbagliare poco. E ci tengo, visto che comunque io ve lo facevo notare, poi le cose io insomma un po' le anticipo e dicevo ragazzi così è pericolosissima. Il Napoli si sta mantenendo e sta leggermente salendo in questa media, insomma 41 relativa e 11,4 assoluta di realizzazione offensiva. L'Atalanta, vi ricordate che vi dicevo ragazzi è mostruosa, beh è scesa tantissimo, è arrivata a 41 e 15, avevano il 18 assoluta, mentre l'Inter mantiene una cosa 45 e 16, quindi molto alta. È scesa molto la Lazio, vi ricordate che c'era perfetta corrispondenza delle squadre che erano alto in classifica, avevano proprio pochi centesimi di punto e sono scese tutte, sono scese la Lazio, scesa la Fiorentina c'ha il 35 e 12,9 Lazio il 33 e 12,5, cioè si stanno avvicinando a Napoli come percentuale assoluta di realizzazione, quella relativa è molto più bassa del Napoli, quindi significa che il Napoli dopo aver sistemato la difesa, io ve lo dissi, se noi vogliamo competere per le zone alte o altissime dobbiamo migliorare con la qualità e dobbiamo un po' alzare questi numeri. Poco, perché non si alzano vertiginosamente, però poco li stiamo alzando. È ancora altissima l'Atalanta, ma non è più 18. Infatti ha battuto da 18 e 15, ragazzi, cambia. Sembrano in fondo il 3%, no, cambia molto. E non è più il 48, è il 41. 41 è come Napoli. Quindi noi in quelle partite devi essere spietato. Oggi McNominay con l'Atalanta, con quel tapin, con quel triangolo a chiusura, devi mettere dentro l'incrocio dei pali, perché è importante togliere col Verona hai avuto i 90 minuti di tempo, perché tu lo fai il secondo gol nei 90 minuti. Ecco, quella è un'occasione che una grande squadra, una diretta concorrente, devi essere spietato. Grazie Guido, ti abbraccio fortissimo. Per me domani finalmente si torna anche a parlare di cinema, quindi domani viene pubblicato il primo video, ma ogni domenica, nonostante non mi sono riappropriato di casa mia, quindi domani ogni tanto vengo bacchettato anche dal vivo, però dal vivo ho detto no, mi avete sempre dal vivo, quindi non dovete, sì ma ti vogliamo, no. Quelli del web mi dovrebbero bacchettare e non lo fanno, invece lo devono fare, quindi ti do questa notizia, una cosa un po' spiziosa, piccolina, e poi invece torniamo a parlare di film, non vi dico cosa, sono particolarmente contento, poi capirete perché ha a che fare con i cavalli. Quindi c'è un po' di ironia, no? Cortomuso, allegro, eccetera. Io l'avevo già deciso, è già stato fatto, quindi ha portato particolarmente bene questo video col Verona. Bene, Guido Gentile, piano sequenza. Cosa ha a che fare con i cavalli? Scopriremo subito. Grazie mille Guido, un abbraccio. Non mi sono dato all'ippica, un po' di suspense, no, tranquilli, non è che io non scommetto, non mi sono dato all'ippica, però capirete. Un abbraccio alle amiche Bellini, amici Bellini, a Valerio. Ragazzi, state sereni, ridete, lasciate i tromboni litigare tra di voi, tra di loro, insomma, insomma, godiamoci questo percorso che mi sembra anche particolarmente interessante, devo dire, 47 punti, già dobbiamo mirare i 50. Vi ricordate che io volevo mirare i 40, già sono vecchi, noi già dobbiamo mirare i 50. Guido Gentile. Devono giungere i 40. Ciao. Ciao. Un abbraccio a tutti voi, 25.000 siete voi che siete tipo 700 all'1:30 di notte, non so nemmeno che cos'è, siete voi, diceva Ugo D'Alessio, voi dovete rimanere in questa casa, questi fantasmi, siete voi con i vostri like, con il vostro supporto, con la vostra partecipazione. Sono commosso e vi abbraccio forte da New York. Valerio Fluido è tutto,
domani c'è la reaction o l'analisi, non vi perdete niente. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, prego. Guido dov'è? Sei lì. Prego Guido, comincia le danze. Dai. Allora, abbiamo finito, grazie e buona serata a tutti. Andiamo. No, non c'è nient'altro da dire, va bene così.